103. 600. Ok. Tá bom. Alleluia. Numero 603. Gesù ti adoriamo. Alleluia Gesù. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti e tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Bota todo mundo baixo, sabe? E mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni e regna, Signore.
Fratelli, in piedi come siamo, leggiamo la parola di Dio per dare inizio alle plenarie. Alcuni mi hanno detto: pastore, cos'è plenaria? Perché non è una predica né è una lezione, è una esposizione del tema, dove ci porta al proposito del tema e espone la parola che è stata riservata e anche pianificata per noi. Quindi stamattina il Signore ha pianificato, ha riservato e ci consegnerà. Amen? Amen. Il tema si trova in Ezechiele capitolo 37, dal versetto 1 al 14. Ma vorrei chiedere ai fratelli, Pastore Maurizio che è già lì, Andrea, Piero, fratelli di Rimini, anche avvicinatevi qua. Maria, per favore, vieni insieme a stare qui vicino a Daniele, al pastore Daniele. Ezechiele 37. Gloria a Dio. Benissimo. Non vi preoccupate con il pastore ficcare, sono 2 sedili già al presidente. Allora, la mano dell'Eterno fu sopra di me, mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse tutti intorno, ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco erano molto secche. Or egli mi disse: figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi: o Signore, o Eterno, tu lo sai. Egli mi disse ancora: profetizza a queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei tendini, farò crescere su di voi della carne e vi coprirò di pelle. Poi metterò in voi lo spirito e vivrete. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Così profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo ci fu un rumore ed ecco uno scuotimento, quindi le ossa si accostarono l'una all'altra. Or io guardai ed ecco crescere su di esse i tendini e la carne, e la pelle li ricoprì, ma non c'era in esse spirito alcuno. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito.
Profetizza, figlio d'uomo, e di allo Spirito. Così dice il Signore l'Eterno: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi, perché vivano. Così profetizzai come egli mi aveva comandato. E lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Poi mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così dice il Signore l'Eterno: ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Metterò in voi il mio spirito e voi vivrete, e vi porrò sulla vostra terra. Allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa, dice l'Eterno. Amen, amen. E amen. Tempo di restaurazione, però c'è un però. Ubbidire e servire, perché se noi non facciamo precisamente come Dio ci ha comandato, non succederà niente. Se vogliamo vedere i risultati, dobbiamo avere la sensibilità per ascoltare, per sentire ciò che Dio vuole, non ciò che noi vogliamo, ciò che Dio vuole. Amen? Vorrei invitare la nostra missionaria Denisa, che è nel programma di questa mattina, per fare questa preghiera, e noi faremo alcuni anticipi. Subito dopo noi sentiremo già il nostro segretario nazionale della MIE, pastore della chiesa di Rimini, pastore Daniele. Amen? Dopo faccio un saluto e così ufficializziamo quelli che sono arrivati. La nostra missionaria Denisa, che è la moglie del pastore lì, del missionario della provincia di Pisa. Questo sono per i malati. Mio Dio. Saluto tutti con la pace del Signore. Preghiamo. Signore, veramente io ti vorrei ringraziare per questo momento, Signore. E ti diamo il benvenuto, Signore, con la tua presenza, Signore. Che lo Spirito Santo possa soffiare, Signore, portare guarigioni, Signore, portare lì dove c'è ferite, Signore, mandare ogni cosa via, Signore. Che ogni persona che verrà, Signore, che tu possa riempirlo, Signore, di te, riempirlo, toccarlo con la tua presenza, Signore, e che possiamo essere trasformati, rinnovati, ripieni di te, Signore. Usa, Signore, che fa sì, Signore, che questo giorno sia veramente per quelli che non ti conoscono un giorno di inizio, Signore, con te, per prendere veramente, Signore, la tua strada con te, Signore. Porta rinnovo, porta trasformazione, porta cambiamento, Signore, come stai a fare tu, Signore. Ti prego, Gesù, rinnova le menti, Signore, trasforma le nostre vite, così come stai a fare tu, Signore. Come agivi allora, noi sappiamo, Signore, che sei lo stesso, ieri, oggi e in eternità, Signore, che possiamo vedere cose potenti, miracoli, guarigioni, Signore, veramente cose potenti, Signore, come succedevano allora, Signore. Fai veramente sentire la tua presenza in mezzo a noi. Sei benvenuto, Signore, perché senza di te noi siamo niente, Signore, ma con te possiamo fare ogni cosa, possiamo fare cose potenti, perché tu ci hai promesso, Signore, che faremo cose ancora più grandi di quello che hai fatto tu. Signore, veramente serviti di ogni pastore, di ogni singola persona che parlerà. Ti prego, Gesù, dalla lode, Signore, al pastore, nel nome potente tuo, Santo, Signore. Ti benediciamo e ti diamo il benvenuto. Io dico Amen. Amen. Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Fratelli, lodiamo al Signore. Ho saltato questo del programma. Lodiamo al Signore con il gruppo che si è preparato e dopo, subito dopo, noi ascolteremo la parola del Signore. Con noi c'è già il nostro pastore Ficara, che è il presidente della MIE in Italia. Siamo felici con la sua presenza. Alziamo le mani così. Diciamo gloria a Dio. Amen. E con noi è venuta anche la sua cara metà Felicia, e siamo felici anche con la sua presenza. Lassù. Siamo tutti oggi perfumati, non c'è problema. Oh gloria! Diciamo gloria a Dio per la vita della Felicia. Gloria a Dio. Amen. Dopo farò altri saluti, va bene? Gloria al Signore. Staremo molto tempo seduti, quindi approfittiamo questo momento per lodare, riscaldarci nella presenza del Signore. Alleluia. Salutiamo tutti con la pace del Signore. Alleluia, lodiamo il Signore Gesù. Chiediamo a Lui che questo vento possa soffiare. Soffia, Signore, il tuo vento di vita, il tuo vento che non porta distruzione ma porta vita. Alleluia, gloria al tuo nome Gesù, gloria al tuo nome Gesù. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Siamo dal vivo, Succedono queste cose. Alleluia. Gloria a Dio. Possiamo dare gloria a Dio, concentrarci. Siamo in una giornata speciale, in una giornata per il Signore. Gloria a Dio Gesù. Soffia lo Spirito solleva i caduti, restaura le ferite, dolori antichi, vieni a curare. Soffia lo Spirito portando vita, raccogli i pezzi, già sento il suono del tuo agire. Fai rialzare la valle, metti in piedi le ossa.
e tu agì. Vuoi sentire il suono del vento che viene dai quattro canti? Fai rialzare dalla valle, metti in piedi e osa seguire col tuo potere, vieni a restaurare dalla moltitudine dei caduti. Fa Signore un popolo forte marciare sulla terra quando il vento soffierà, quando il vento soffierà, tutto si muoverà, tutto si sistemerà, quando il vento soffierà, quando il vento soffierà, tutto si muoverà, tutto si sistemerà, quando il vento soffierà. Possiamo cantare solo voi? Quando il vento soffierà, tutto si muoverà, alleluia, tutto si sistemerà, quando il vento soffierà, quando il vento soffierà, tutto si muoverà, tutto si sistemerà, quando il vento soffierà. Glorifichiamo Gesù! Alleluia! Grande tu sei Gesù, alleluia. Fratelli, come in piedi siamo, riceviamo il nostro segretario della MIE nazionale, Pastore Daniele Zino, e con tutta la sua squadra di Rimini. Dove sono i fratelli di Rimini? Facciano così. Riceviamo loro con un applauso a Gesù. Amen. Pastore Daniele, la Maria, per noi è una grande gioia averli qua, perché Pastore Daniele è molto impegnato, ma non è mai mancato a questo incontro. Lui è qui dal primo anno. Dal primo anno, siamo già nel 6º anno e lui è qui dal primo anno e non manca mai. E quindi per me la gratitudine di questo amico, di questa famiglia che per noi è un grande modello. Lui dice: ma tutti gli anni tu parli troppo di me, ma ho detto: ma io, la chiesa qua a Firenze, i fratelli sanno, ogni volta che vado a Rimini, che torno, porto sempre qualcosa in più, perché ci insegnate anche se non parlate. E la chiesa di Rimini è proprio un modello, il pastore Daniele, la Maria, per la gloria di Dio. Diamo gloria a Dio, ma non possiamo lasciare di riconoscere, fratelli, perché la gloria di Dio, ma la gioia è nostra. Amen? Perché la gioia del Signore è la nostra forza, ma dobbiamo considerare, fratelli, gli uomini di Dio che stanno sul campo, che sono sul campo ad operare sinceramente. Amen? Riceviamo di nuovo, vorrei invitare Pastore Daniele, la Maria è qua, faremo una preghiera per questa coppia. Amen? Quest'anno abbiamo una presenza molto speciale anche, che è il suo figlio Andrea e Timoteo. E siamo felici perché è il primo anno di Andrea alla conferenza, ma lui ha proprio sovrapassato tutte le barriere e difficoltà per arrivare qua, ma è arrivato per la gloria di Dio. Possiamo applaudire Gesù per questa famiglia missionaria. Io voglio chiedere
alla Chiesa di stendere le mani ai quadri che loro stanno operando per il Signore in quella città, ma anche hanno una responsabilità nazionale, e quindi che il Signore possa aiutare Pastore Daniele e la Maria, che sono nelle nostre preghiere sempre, perché non è facile costruire. Distruggere basta un passo sbagliato, ma per costruire ci vuole molto tempo e fatica. Signore, ti preghiamo in nome di Gesù, Padre, per la vita dei nostri fratelli missionari, pastori che sono lì a Rimini ad operare nel tuo campo, uomini che sono stati chiamati come Pastore Daniele e la Maria per servirti solo a te, Signore, che hanno lasciato tutti i suoi sogni, i suoi progetti, tutto ciò che avevano pianificato, hanno messo nelle tue mani e hanno detto: fai te, Signore, prepari te il nostro futuro, pianifichi te, Signore. E ecco qua queste frecce che tu hai lanciato lì in quella città, ma pure in tutta l'Italia, Signore. Grazie per la loro fede, per la loro costanza, per la loro saldezza, per la loro fede, per il loro operare. Grazie per la testimonianza che lui e la sua famiglia dà in quella città, insieme a tutta la comunità. Vogliamo chiedere tutte le benedizioni, tutto ciò che tu hai riservato, preparato, e più una volta ti preghiamo di usarlo potentemente per l'edificazione del tuo corpo, per la gloria del tuo nome, Signore. Ti ringraziamo in nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Dov'è la Priscilla? È sempre. Vieni a dare un abbraccio nella sorella Maria in nome di tutte le sorelle di Share Damit, e io darò un abbraccio nel mio amico in nome di tutti gli uomini di Share Damit. Gloria a Dio. Se fischia posso fare senza, anche perché stamattina ancora non ho cantato abbastanza, quindi ero tentato di dire: fatemi cantare un cantico, perché con Piero sappiamo quanto è importante per noi cantare. Noi amiamo Victor e Priscilla, ma questa è una cosa personale. Amo Francesco e Felice, ma questa è una cosa personale. Amo Maurizio, ma possiamo dire che ci amiamo gli uni e gli altri, tutti quanti nell'amore del Signore. Anche a Rimini vi danno i saluti, e non voglio rubare neanche un momento più alla parola di Dio, perché stamattina il Signore mi deve aiutare, perché c'è una lettura molto difficoltosa perché sono tutti nomi difficili da pronunciare, quindi voi non state a guardare la sillaba, se qualcosa... Gloria al Signore. Vogliamo aprire subito la parola di Dio, non voglio perdere tempo. Non ho chiesto al pastore quanto tempo ho, ma io, se sono guidato, unto dal Signore, 20 minuti mi bastano. Se poi mi allungo è perché ho una certa insicurezza, e allora anche io mi chiedevo che cos'era la plenaria per includermi. Adesso ho capito stamattina, ho imparato una cosa nuova e ti ringrazio. Gloria al Signore Gesù. Apriamo la scrittura nel 3° capitolo del libro di Neemia. Dal verso 1 sta scritto: Eliashib, sommo sacerdote, si levò coi suoi fratelli sacerdoti e costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero le sue imposte, continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono fino alla torre di Ananel. Alleato a Eliashib lavorarono gli uomini di Gerico, e al lato a loro lavorò Zacur, figliuolo di Imri. I figlioli di Senà costruirono la porta dei pesci,
ne fecero l'intelaiatura, vi posero le imposte, le serrature e le sbarre. Allato a loro lavorò alle riparazioni Maremot, figliolo di Uria, figliolo di Hattos. Allato a loro lavorò alla riparazione Meshulam, figliolo di Berechia, figliolo di Meshazel. Allato a loro lavorò alla riparazione Sadok, figliolo di Bana. Allato a loro lavorarono alla riparazione i Tecoiti, ma i principali fra loro non piegarono i loro colli a lavorare all'opera del loro signore. Gioiada, figliolo di Pasha, e Mashulam, figliolo di Besodeia, restaurarono la porta vecchia e ne fecero l'intelaiatura e vi posero le imposte, le serrature e le sbarre. Al lato a loro lavorarono alla riparazione Melaia, i Gabaonita, Jadon, i Merotita e gli uomini di Gabaon a Mizpa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Al lato a loro lavorò alla riparazione Uziel, figliolo di Araia, e di tra gli orefici al lato a lui lavorò Anania, di tra i profumieri. Essi lasciarono stare Gerusalemme com'era fino al muro largo. Al lato a loro lavorò alla riparazione Refaia, figliolo di Ur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Al lato a loro lavorò alla riparazione di rimpetto alla sua casa Gedaia, figliolo di Arumaf, e al lato a lui lavorò Azus, figliolo di Ashabneia. Malchia, figliolo di Harimi, e di Asub, figliolo di Pata Moab, restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. Al lato a loro lavorò alle riparazioni con le sue figliole Shallum, figliole di Aloesh, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Anun e gli abitanti di Zanoa restaurarono la porta della valle, la costruirono, vi posero le imposte, le serrature, le sbarre e fecero inoltre 1000 cubiti di muro fino alla porta dell'etame. Malchia, figliolo di Recab, capo del distretto di Bet Acherem, restaurò la porta dell'etame, la costruì, vi pose le imposte, le serrature e le sbarre. Shallum, figliolo di Ozek, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della sorgente. La costruì, la coperse, vi pose le imposte, le serrature e le sbarre. Riprendiamo al verso 26. I Netinei che abitavano sulla collina lavorarono fino di rimpetto alla porta delle acque verso oriente, di rimpetto alla torre sporgente. Dopo di loro i Tecoiti ne restaurarono un'altra parte, di rimpetto alla gran torre sporgente fino al muro della collina. I sacerdoti lavorarono alla riparazione al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di rimpetto alla propria casa. Dopo di loro Sadok, figliolo di Immer, lavorò di rimpetto alla sua casa. Dopo di lui lavorò Shemaia, figliolo di Shecania, guardiano della porta orientale. Dopo di lui Anania, figliolo di Shelemia, e Anun, sesto figlio di Zalaf, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro Meshulam, figliolo di Berechia, lavorò in faccia alla sua camera. Dopo di lui Malchia, uno degli orefici, lavorò fino alle case dei Netinei e dei mercanti, di rimpetto alla porta di Amifkad e fino alla salita dell'angolo. E gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore. Fin qui la parola del Signore. Un applauso a Dio, che ci vorrebbe veramente una fatica. E stamattina non ho ceduto alla prima tentazione, essendo il primo, avendo avuto questo onore di iniziare, di predicare sul capitolo 37 di Ezechiele. Però alla lettura stamattina fatta dal pastore, quando abbiamo iniziato, mi consola e veramente la sento, questa mano che si posa sopra di noi. È la mano
del Signore si posò sopra di me e mi portò in spirito. Gloria al nome del Signore. Questa mano amorevole che noi amiamo, questa mano che quando la sentiamo ci consola e ci incoraggia. Oh, come bella la mano del Signore sopra di noi. Anche quando un fratello o una sorella appoggiano la propria mano e noi ci sentiamo incoraggiati, ma quando è la mano di Dio ci fa sciogliere davanti alla sua presenza. È quello che io desidero stamattina, che la mano del Signore sia sopra di me, e credo che ciascuno di noi desideriamo che il tocco del Signore raggiunga il nostro cuore, la nostra vita, al di là delle nostre conferenze, delle nostre azioni, di quello che noi diciamo. Desideriamo la mano del Signore sopra di noi. E questo ci richiama a quello che il Padre fa sempre, l'ha fatto anche col suo figliolo. Vi ricordate quando Gesù fu battezzato nel Giordano e dice la scrittura che una voce dal cielo disse: questo è il mio diletto figliuolo in cui mi sono compiaciuto, seguitelo. E subito dopo lo Spirito Santo sotto forma di colomba si posò su Gesù. Ancora questa mano che raggiunge il suo figliuolo come atto di amore, di conferma, di pienezza di spirito, e noi desideriamo che il Signore metta la sua mano in tutta questa conferenza. Ma quello che a me mi suscita interesse è il perché, dopo una benedizione così, dopo aver avuto il tocco del Signore, dopo aver sentito l'unzione del Signore, come Ezechiele, come Gesù, Dio subito dopo, in spirito, Ezechiele lo porta in un cimitero. Dalla benedizione, dalla lode, dall'unzione, lo Spirito lo portò in una valle di ossa secche, un cimitero. E poi dice, secondo verso, glielo fece girare. Oh, io mi aspetterei che il Signore mi portasse in pascoli erbosi, lungo le acque quiete, mi facesse vedere una visione della nuova Gerusalemme. Ma oggi il Signore in spirito mi porta in un cimitero, che non è sicuramente il luogo più bello dove andare a passeggiare. Ma se questa è la volontà di Dio, voglio capire perché il Signore mi porta in un cimitero dove ci sono solo delle ossa secche. Perché il Signore mi porta in una città distrutta. Perché Gesù ha detto: io non sono venuto per i buoni o per i sani, ma sono venuto per i malati. Io sono venuto per recuperare ciò che era perduto. Allora comprendo che il tempo di restaurazione ha un significato importante per me. Che dall'unzione, dal tocco del Signore, il Signore mi chiama in un posto dove c'è l'idea di qualcosa che c'è stato, ma che rimane ancora una minima parte. Dio non si userà di te e di me per ricordarci ciò che c'era, ma ciò che rimane, fossero anche delle ossa secche, fossero anche delle mura distrutte, è il luogo ideale, perché dopo la benedizione c'è il servizio. Amen. Dopo l'unzione c'è il servizio. Io vorrei rimanere con voi su quel monte della trasfigurazione, e non sarei di meno dei discepoli che dice: Signore, facciamoci delle tende, perché è troppo bello stare davanti alla presenza del Signore. Possiamo dire un amen di tanti mani. Ma il Signore ci chiama a scendere nella valle, perché lì c'era un bimbo posseduto che nessuno lo poteva liberare se non la presenza e l'onnipotenza del nostro Signore Gesù Cristo. Non possiamo stare sempre con la mano del Signore, ma quando il Dio ci benedice, quando il Dio ci chiama, quando il Dio ci muove, ci porta sempre a restaurare con quello che ci è rimasto. È sufficiente per il Signore. Fossero anche
le rimanenze di una grande moltiplicazione, fosse anche quel vasetto d'olio, fosse anche pochi pani e pochi pesci, per il Signore è sempre sufficiente perché noi possiamo servirlo come Lui vuole. Alleluia! E dove Gesù, sovvertendo tutte le regole dell'ospitalità, perché sarebbe toccato a Lui di ricevere la lavanda dei piedi, ma Lui sovvertì, e questo attirò lo sguardo dei discepoli, che compresero in questa immagine qualcosa di molto importante per il servizio. Se l'ho fatto io, Gesù si alzò dopo aver cenato, depose le sue vesti, si cinse di un asciugatoio e si mise a lavare i piedi dei discepoli, ma poi aggiunse: se l'ho fatto io, figura di quello che Gesù aveva fatto per essere introdotto in questo mondo. Quando ab antico, prima che il mondo fosse, Lui si alzò, depose le sue vesti e disse: Signore, manda me. Alleluia! Prese un corpo, un asciugatoio, si cinse, si limitò per poter servire. Io sono venuto non per essere servito, ma per servire. Ma dopo aggiunse: se l'ho fatto io, lo dovete fare anche voi. Alleluia! Ecco perché Ezechiele fu condotto in una valle di ossa secche. Ecco perché Neemia, Esra furono condotte in una città devastata, con delle mura diroccate, a restaurarle, a rimetterle in piedi. Ecco perché io e te siamo chiamati dal Signore a servirlo, non in quello che noi pensiamo, grandi convention, cose grandi, a chiamarlo o a servirlo lì dove ci sono grandi aggregazioni di persone. Pensiamo sempre a un pulpito, a un microfono, ma noi possiamo servire dove ci sono vite devastate dal peccato. Noi siamo chiamati a servirlo dove ci sono famiglie rovinate. Noi siamo chiamati a servirlo dove c'è qualcosa da restaurare, da rimettere in piedi. E gloria al nome del Signore. La prima cosa che noi dobbiamo restaurare, dobbiamo comprendere in questo processo, perché c'è stato un processo in quella valle, ma c'è stato un processo in questa ricostruzione di queste porte, di questa città. E c'è un processo nella vita di ognuno di noi e di quanti noi possiamo aiutare nel nome del Signore. In questo processo dobbiamo comprendere qualcosa di importante, che uno deve stare accanto all'altro. Nel popolo di Dio non ci sono solisti, nel popolo di Dio non ci sono personalismi. Nel popolo e nella chiamata del Signore ad operare come servi non c'è faccio io per tutti, ma c'è uno accanto all'altro. Forse vi sarete annoiati, ma tutte le volte che io leggo questo passo dico: Signore, grazie, perché prima di me c'è qualcuno e dopo di me c'è qualcun altro. Io faccio parte di un corpo, io faccio parte di un popolo. Io faccio parte di un'equipe, io faccio parte di un coro. Io non sono tutto, io sono messo accanto a qualcun altro e qualcun altro sarà messo accanto a me. Gloria al nome del Signore. E se tu pensi che sei così importante, non ti voglio deludere, ma fai parte del disegno di Dio. Sei un tassello nel disegno del Signore. Sei un pezzettino in questo grande progetto del Signore, perché le mura vengono restaurate. Non c'è lo fa lui o lo fa l'altro e pertanto io non sono e non ho l'autorità e non ho il titolo. Tu sei dove sei, al tuo posto, fai la tua parte. Gloria al nome del Signore, perché il Signore deve fare un'opera di ricostruzione, di restaurazione. Di che cosa? Innanzitutto della porta delle pecore. Avrete notato che questa porta la troviamo all'inizio della lettura e alla fine della lettura, e non vi devo certamente rivelare con uno scoop
che Gesù ha detto: io sono la porta delle pecore. Gloria al nome del Signore. Avete sentito questo? Sì? La prima cosa da restaurare è la presenza del Signore in mezzo di noi. C'è qualcosa che è imprescindibile. Dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono qui in mezzo di loro. Troppe riunioni cristiane, evangeliche, pentecostali, se volete, mettetela come volete, che sono senza la presenza del Signore. Tutto è incanalato all'attenzione a qualcos'altro. Tutto è incentrato su qualcos'altro. Stamattina ci rendiamo conto che il Signore è qui in mezzo di noi. Ma se avessimo una coscienza più forte della presenza del Signore, vi garantisco che saremmo tutti noi meno tranquilli e un po' più agitati. Perché a furia di sentirne parlare non abbiamo la coscienza della presenza del Signore. Io ho chiesto al Signore prima, perché mi emozionavo durante il cantico: Signore, ti prego, sono stato invitato qui, non mi fare piangere come faccio a Rimini, devo poter dare questo messaggio, dammi sufficienza per non emozionarmi, ma io sono emozionato dentro di me, io sento la presenza del Signore, io voglio la presenza del Signore, e se la sento non posso stare tanto calmo, mi agito. Ho detto: mi raccomando Daniele, sei fuori, non fare al solito tuo, non gridare, sii composto, non ti muovere troppo, non fare il tennista di qua e di là come fanno alcuni che mi fanno girare la testa, sii composto, magari mettiti fermo e cerca di far arrivare il messaggio come è giusto che la comunicazione arrivi, ma quando sento la presenza del Signore mi agito. E siamo noi che attiriamo la presenza del Signore. Grazie Anna per quel timido applauso. Ma non a me, al Signore. Troppe riunioni senza la presenza di Gesù, anche Maria e Giuseppe, che erano così amorevoli, a un certo punto pensavano che Gesù fosse con loro, ma se l'erano dimenticati. Dopo un giorno, per dei genitori, dopo un giorno. E dov'è Gesù? Sappiamo la storia. Auguriamo che Gesù sia veramente tra di noi. Diamoci una controllatina stamattina. E se non è così, restauriamo la presenza del Signore. Senza Gesù, noi conoscete la Bibbia. Gesù è l'alfa, Lui sta all'inizio. Fratelli, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Dice: pastore, ma perché parli questo? Guardate che è profetico. Se voi leggete nelle 7 chiese dell'Asia Minore, alla fine qualcuno dice che è una parabola discendente dalla Chiesa, dallo zelo primitivo, dalla forza primitiva, tipologicamente, scatologicamente. Alla fine troviamo Gesù dietro la porta della Chiesa. Versetto che noi abbiamo spopolato per l'evangelizzazione a quelli del mondo. Ecco, io sto alla porta e picchio, entra, fa entrare Gesù, apri la porta. Ma Gesù non lo sta dicendo a quelli di fuori, Gesù lo sta dicendo a quelli di dentro. Sta parlando ad una chiesa. È possibile che Gesù a casa sua debba bussare la porta? È possibile, è possibile. I miei occhi stanno vedendo in tante manifestazioni dove dico: ma qui c'era Gesù, è stato onorato Gesù, è stato esaltato Gesù, è stato adorato Gesù, era Lui al centro di ogni situazione. Noi dobbiamo restaurare questo se vogliamo servire il Signore. Restauriamolo. Io mi ricordo, fratelli, ero piccolino, avevo 12 anni quando ho dato il cuore al Signore, ma i fratelli, a me e agli altri giovani, Maria è testimone, ma non sapevano cosa fare. Erano fratelli spirituali, ma quando il Signore ci toccava e la sua mano era sopra di noi,
e ci dovevano portare le camicie di ricambio. Poi a un certo punto cominciavano a fare lo spirito dei profeti è sottoposto ai profeti. Ragazzi, si è fatto tardi. Abbiamo cominciato e piangete dalle 6 e sono già le 23 e ancora voi siete qui. Dai, domani ricominciamo a pregare. E non era per ripicca, ma eravamo ripieni della presenza del Signore. Alleluia! E non riuscivamo a smettere. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Anche sui sacchi di patate, ma sentivamo la presenza del Signore. Anche se i locali di culto non erano confortevoli, ma sentivamo la presenza del Signore. Anche se non avevamo tanta musica, ma sentivamo la presenza del Signore. Quando ancora ci si inginocchiava in ginocchio. Perché oggi ci inginocchiamo sempre all'impiede, anche noi abbiamo queste poltrone a Rimini. E io dico, Signore, chissà se abbiamo fatto la scelta giusta. Ma qualche volta sento il bisogno di inginocchiarmi davanti alla presenza del Signore. Quanto è bello quando la porta delle pecore è restaurata, gloria al nome del Signore. Dobbiamo fare un lavoro, alleluia, non soltanto uno accanto all'altro, ma dobbiamo insieme avere un risultato. Signore, io non ti lascerò andare se tu prima non mi abbia benedetto. La porta dei pesci è altrettanto importante. Devo essere breve perché io vorrei predicare 8 giorni, ma devo predicare di meno stamattina. Mi sento di voler predicare, so che sto predicando, gloria al Signore, e so che sto parlando a qualcuno, il Signore sta parlando a qualcuno stamattina. La porta dei pesci, cosa disse Gesù a Simone? Simone, seguimi e io ti farò. Se Gesù è in mezzo di noi, è imprescindibile. Prima nell'antico patto, non so perché il Signore chiamava sempre pastori. Poi nel Nuovo Testamento Gesù ha cominciato a chiamare pescatori. Perché noi abbiamo un servizio da restaurare. Quello dell'evangelizzazione, quello di andare a pescare non nelle altre chiese, quello di andare a pescare non negli acquari degli altri. Questo ministero non lo trovo nella parola di Dio, ma sembra il ministero più spiccato in questo periodo. Vieni da noi siamo più bravi, vieni da noi perché noi ti diamo ogni comfort, vieni da noi perché sarai servito dall'inizio alla fine del culto. Noi ti offriamo il babysitting, noi ti offriamo la colazione. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a pescare nel mare. Lasciamo stare i membri delle altre chiese. E se voi mi dite che questo non è da restaurare, non vi voglio opporre, ma sento il bisogno di parlare a persone che sono lontani da Dio, distrutte, che hanno bisogno di essere strappati dalle mani del diavolo e non dalla cura di qualche altro pastore. Il Signore ci dia grazia a restaurare la porta dei pesci. Insieme alla porta dei pesci la porta vecchia. E qui mi sono fatto qualche domanda. Vabbè, se uno ha una cosa vecchia, la cura magari nostalgicamente c'è affezionato, ma qui si trattava di restaurare. Allora, io se devo restaurare una cosa che già è vecchia, dico, ma tanto vale farla nuova. Rimettere in piedi una cosa vecchia, a quale pro? La porta vecchia andava restaurata, e poi ho visto che c'è stata una cura particolare per questa porta, perché hanno partecipato alla sua restaurazione quelli che appartenevano al governatore. Vi dice qualcosa il governatore? Il Signore, colui che comanda lo Stato, direttamente i suoi uomini. Ci sono degli uomini di Dio in questa sala?
Ci sono dei servitori in questa sala? Ci sono dei pastori in questa sala? Ci sono dei missionari in questa sala? C'è un gruppo di persone particolarmente che dipendono da Cristo glorificato, perché Egli stesso ha chiamato e ha dato alla Chiesa degli uomini con dei ministeri. E poi parla di orefici e profumieri. Gloria al nome del Signore. Il meglio del meglio fu chiamato a restaurare la porta vecchia. Guardate, chiedete quali siano i sentieri antichi e torniamo al Signore. Fratelli, noi abbiamo una porta antica che è la parola del Signore. Cielo e terra passeranno, ma la sua parola non passerà. Mi dispiace per questi metodi che pullulano, per queste false fotocopie. I Reels stanno rovinando la buona testimonianza del ministero e della parola. Gente che vede fare e imita, poi ci va striscia la notizia e li svergogna. Noi abbiamo non una novità. Se vogliamo restaurare dobbiamo tornare indietro. Ma ci siete stamattina? Gloria al Signore. Fatemi sentire qualche appello. Quando il popolo di Dio lodava il Signore. La porta vecchia, io non devo attingere da nessun altro se non dalla parola di Dio. Il vero risveglio parte dalla parola del Signore. Il vero risveglio lo trovo qui. E tutto quello che non è scritto non è per me. Diceva Paolo, impariamo ad andare non oltre quel che è scritto. Ma sai, fratello, funziona. Io ho la ricetta giusta e tienitela. Io la ricetta l'ho già avuta da Cristo Gesù. La porta vecchia, quelle cose che ormai, ma questo è sorpassato. Una volta un pastore, dopo uno studio sul ritorno di Cristo, ed eravamo a Vico Quenz, mi disse: fratello, ma tu ancora credi a queste cose? Dico sì, io ancora credo a queste cose, perché stanno scritte nella parola di Dio. E tutto ciò che è scritto è per me, e per i miei figlioli, e per i figlioli dei miei figlioli. Perché quando io non ci sarò, quando tu non ci sarai, la parola di Dio rimarrà e rimarrà in eterno. Amen? La porta vecchia, gloria al Signore. La porta della valle. Nessuno di noi vorrebbe sentir parlare di questa porta, ma ne accenniamo. La porta della valle. Questi supereroi della fede. Chissà perché invece nella parola di Dio, grandi uomini del Signore, il Signore mi fa vedere Geremia, mi fa vedere Giona che scappa, mi fa vedere tanti altri che si disperano. No, se tu sei in Cristo sei più che vincitore, amen. Possiamo dire amen? Tu sei sempre al top. E poi, poveri fratelli e sorelle, che debbono avere a che fare con dei problemi reali, dicono: Signore, allora io non sono fra i tuoi figliuoli. Questo mi predica che io non avrò mai dei momenti di dubbio, mi predica che io non avrò mai dei momenti di crisi, che io non avrò mai dei momenti di depressione. Fratelli, la valle c'è per tutti. O prima o dopo, e se non ci sei passato, se vivrai abbastanza, ci passerai. La differenza sta nel fatto che anche se io attraversassi la valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu, Signore, sei. Allora anche nella prova il Signore viene glorificato. Anche quando hai subito un lutto il Signore viene glorificato. Allora anche quando le cose sembra che vanno male, tu continui a credere: Signore, se tu lo stai permettendo, io credo che ogni
cosa coopera al bene della mia salute e bene spirituale. Anche la valle ha un favore per noi, perché nella valle scopriamo la presenza e la fedeltà del Signore, e senza prove noi non avremmo mai saputo quanto il Signore è stato vicino a noi e ci ha sostenuto. Quindi caro, cara, se sei anche in un momento difficile di depressione, non ti preoccupare, l'importante è che il Signore è con te e ne uscirai fuori, gloria al Signore, e lo glorificherai. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. E tu grida a me, io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai. Gloria al Signore. La porta della sorgente, uno solo è la sorgente, l'acqua viva. Noi non siamo stati chiamati a fare degli stagni, quell'acqua stantia, ferma. Da noi abbiamo avuto il problema delle zanzare, non so voi. È venuto il disinfestatore, dice no, guarda, anche quando butti l'acqua nel vaso, se rimane l'acqua stagnante, lì arrivano le zanzare. È vero, è vero. Belzebub, il principe delle mosche, chissà perché, è attirato dagli stagni, ma noi abbiamo un'acqua zabillante che chi ne beve non avrà più sete. Gloria al Signore. Noi non possiamo servire se prima non siamo nutriti. Noi non possiamo servire se prima non abbiamo bevuto. Il problema oggi di molti che vogliono servire Dio, che ancora non sono stati sfamati, non sono stati abbeverati e già vogliono fare, gloria a Dio, mangia prima, bevi prima, nutriti prima, devi stare alla sorgente. E poi dopo potrai essere qualcos'altro, perché alla porta della sorgente era strettamente legata la porta delle acque. L'una fa parte dell'altra. Il Signore Gesù lo ha detto: fiumi scorreranno. Quell'acqua di cui ci parla il profeta, che esce dal trono di Dio, esce dalla soglia del Tempio e poi raggiunge le acque paludose e le sana. Quell'acqua che puoi portare tu e che posso portare io. Se tu stai alla sorgente, diventerai un portatore d'acqua. Alleluia. Bellissimo quel passo della scrittura dove dice: consacratevi, o voi portatore dei vasi dell'Eterno. Tra i sacerdoti c'era anche chi doveva portare l'acqua, e non era una cosa usuale. Quando Gesù disse ai discepoli: guardate, vedrete un uomo che porta l'acqua, seguitelo. Ora, se voi vi mettete in un mercato e dice: guarda, quello che porta la borsa della spesa, seguilo. Ma tutti hanno la borsa della spesa. Ma era facile per i discepoli, perché un uomo non portava l'acqua. L'acqua era un compito delle donne. Le donne andavano al pozzo a prendere l'acqua, tranne che per i sacerdoti. Tra i sacerdoti c'erano i portatori dei vasi dell'Eterno, perché era tutto un massacro. L'offerta cruenta degli animali, sangue di qua, sangue di là, e nel deserto il sangue è un pericolo. E allora, mentre offrivano i sacrifici, mentre sgozzavano gli animali per offrire il sangue in riparazione per i peccati, eccetera eccetera, ci voleva pure chi puliva, e i sacerdoti portavano l'acqua. Noi siamo portatori di acqua, gloria al nome del Signore, contro ogni convenzione. Se noi vogliamo che l'acqua della sorgente arrivi a qualcuno, il Signore ha stabilito che ci siano dei canali. L'acqua non sei tu, la sorgente non sono io, ma noi siamo dei canali della benedizione di Dio. Dobbiamo restaurare questa porta. Io vado in chiesa, mi sento il culto e torno a casa.
Tu quanto il pastore, tu quanto il ministro di culto, sei stato chiamato ad essere testimone di Gesù Cristo. Nessuno escluso, voi mi sarete testimoni. Quando? Quando lo Spirito Santo scenderà su di voi. La porta dei cavalli ci parla di questo, ci parla di forza, ci parla di velocità. Scusatemi, pertanto io me ne vado. Dice, beh, fratello, sei venuto 6 volte, che è la 6ª volta, non ti facciamo arrivare alla 7ª. Però 6 volte già è un bel risultato. Amen o no? Scusate, anche stare in chiesa, fatemi sentire la lode al Signore. C'è un verso tremendo che dice: maledetto l'uomo che fa l'opera di Dio con fiacchezza. Ma io sono un soggetto fragile e debole. Stamattina prima di partire non trovavo le chiavi, e con Maria: dove sono le chiavi? Maria, guardiamo lo zaino, l'abbiamo svuotato 2 volte. Maria, forse nella valigia. E come facciamo a partire? I miei suoceri preoccupati. Le chiavi stavano nella tasca, mi ero dimenticato che avevo messo in tasca. Vi ho detto tutto della mia fragilità, ma questa è una cosa intima. Ma quando devo fare qualcosa per il Signore, io risparmio prima, poi raccolgo tutte le mie forze e voglio fare al 100% l'opera del Signore, con tutto l'entusiasmo, sia che sono sul pulpito, sia che sono seduto, con lo stesso entusiasmo, con la stessa forza. Con Maria, a 12 anni, il primo ministero che abbiamo fatto era pulire il locale di culto, poi abbiamo fatto la scuola domenicale, poi abbiamo fatto i responsabili dei giovani, poi il Signore ci ha chiamato al ministero. Ma non mi importa, tutto quello che le tue mani trova da fare, fallo! Avete anticipato, dovete aspettare un altro 2 secondi. Fallo con tutte le tue forze. Se canti, canta con tutte le tue forze. Se suona, suona con tutte le tue forze. Se lodi, loda con tutte le tue forze. La porta dei cavalli, credenti fiacchi, e sono stanco. Tutti siamo stanchi. E Gesù lo sa che siamo stanchi, per questo ha detto: venite a me e io vi darò riposo. Ma dopo esserci riposati vogliamo correre come i cavalli. Gloria al Signore. La porta orientale, sto finendo. Questa porta è una porta particolare. Nel 1540 Solimano il Magnifico, ottomano, quando conquistò Gerusalemme, quindi islamico, maomettano, no? E Gerusalemme era contesa, come oggi, anche all'epoca. Conoscendo le scritture, andatevi a leggere Ezechiele 43, 45, 46, andatevi a leggere Zaccaria capitolo 14 verso 4. Conoscendo le scritture, quelli del mondo tante volte conoscono le scritture, il diavolo sicuramente le conosce meglio di noi e le distorce, ma Solimano il Magnifico, leggendo l'Antico Testamento, conoscendo le scritture, fece murare questa porta. È l'unica porta della città antica. Ha messo 16 metri di cemento, perché la scrittura dice che ad oriente sorge il sole. Dopo la notte, da quella porta si vedeva l'aurora, il sorgere del sole. E coincide col Monte degli Ulivi. E dice la profezia, Zaccaria specialmente, che quando il Cristo, l'unto, tornerà, poserà il suo piede sul Monte degli Ulivi.
e il monte degli ulivi si spaccherà e uscirà un fiume da quel monte che riempirà la valle di Kidron, e il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Principe dell'Eterno, alleluia, entrerà dalla porta orientale. E siccome questo conosceva le scritture, aveva conquistato Gerusalemme, dice: murate quella porta, perché non arrivi il Messia ed entri e mi spodesta un'altra volta. Fratelli, non c'è cemento che tenga, Gesù sta per ritornare. Oh, è sempre poco, si sta parlando nelle chiese del ritorno del Signore. Svegliamoci, restauriamo questa porta. Ne parliamo ma non ci crediamo, ne predichiamo ma non ci crediamo. Perché? Perché continuiamo a fare tutto tranne che prepararci veramente. Ma se guarda, i primi fratelli, sbagliando, ma credevano che il ritorno del Signore era così vicino che Paolo dopo li ha dovuti rimandare di nuovo a lavorare. Dice: sentite, andate a lavorare, anzi chi non lavora non mangia, ha detto chiaramente. Ma loro credevano che Gesù stava per ritornare, per cui dissero: vendiamo ogni cosa, mettiamolo in comune, che andiamo a lavorare. Gesù sta tornando. Alleluia. Ma oggi abbiamo i segni, abbiamo le conferme, lo comprendiamo che Gesù sta ritornando. E non ti preoccupare del mutuo quarantennale, cinquantennale. E non ti preoccupare di che mangerò, di che vestirò. Ma certo, vai a lavorare, fai le cose giuste, ma non ti affezionare. Pertanto la tua bella casa la dovrai lasciare, perché ne hai una più bella. La porta orientale deve essere restaurata. Una chiesa che crede nel ritorno di Gesù è una chiesa che serve, è una chiesa che restaura. E se gli altri non ci credono non mi interessa. Ho già risposto io a quel fratello. Io credo nel ritorno del Signore. E lo Spirito e la sposa dicono: vieni, vieni Signore Gesù. Maranatha. E l'ultima porta, dice: allora il fratello ha finito. Sì. Datemi ancora 2 minuti. La porta di Amifkad. La porta di Amifkad è una porta che dobbiamo sapere che ci attende. Amifkad è un termine che significa la porta del radunamento, dove il popolo veniva convocato. Gesù sta per ritornare. Amen. Alleluia. Ma quando Gesù tornerà, la prima parte del suo ritorno è per la Chiesa in un modo veloce, in un batter d'occhio. Non avremo tempo di prepararci, avverrà nell'aria. La seconda parte del suo ritorno, come la prima parte, vediamo la sua nascita e poi vediamo il suo ministero. Così nel secondo ritorno di Gesù c'è la prima parte che è per la Chiesa, il rapimento. E poi c'è quando Gesù tornerà in una maniera visibile e governerà sulla terra. Sia nella prima parte che nella seconda parte troviamo un luogo di radunamento, di giudizio. Un luogo dove dovremo tirare le somme. Dice: ma io ho creduto, la Bibbia dice: se uno crede in Gesù non è giudicato. Vero, tu non sarai giudicato perché per grazia sei salvato. Pur non di meno, Gesù ci dice: voi dovete presentarvi al mio tribunale. E Paolo ci parla del Bema, il tribunale di Cristo, che è diverso dal giudizio del gran trono bianco, dove tutti saranno giudicati, perché chi non sarà trovato nel libro della vita andrà nello stagno di fuoco e di zolfo. Ma
Nella prima parte del ritorno del Signore, quando Lui ci rapisce prima del matrimonio col nostro sposo, dovremo essere giudicati. Per che cosa? Che giudizio è? È lo stesso giudizio che dopo aver fatto le Olimpiadi e le varie gare ti fanno salire in un podio e ti danno il premio. E la Bibbia ci parla di corone. Non è un giudizio per la morte, ma è un giudizio di premiazione. Secondo, spero di essere stato chiaro, non per la salvezza. La salvezza è un dono di Dio. Amen? Amen. Affinché nessuno si glori. Siamo salvati per grazia. Amen. E siamo tutti salvati. Ma il premio non è per grazia, è secondo le opere che Dio ci ha posti innanzi per compierle. Amen. E questo tanti fratelli e sorelle se lo sono dimenticati. È una cosa da restaurare. Questa porta, l'ultima porta, nessuno scappa. E non ti potrai neanche lamentare, perché lì nel cielo ogni cosa sarà fatta, anche le parole che avremo pronunciate. E allora non ci lamenteremo, perché diremo effettivamente il pastore ha la corona della gloria perché ha servito il gregge e amato il gregge. Un altro ha un altro tipo di corona perché ha fatto gloria a Dio. Ma se tu oggi qui avrai costruito con oro e con argento, ci sarà differenza lì se stai costruendo con paglia, perché attraverso il fuoco che implica giudizio. Allora mi dispiace per i pentecostali, chiedo scusa, non li vorrei far sentire male, ma questo significa che Lui ci battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Alleluia. Non è il fuoco dello Spirito Santo, non sono le lingue di fuoco di Atti 2, è il giudizio sulle nostre opere. Noi tutti saremo giudicati secondo quello che avremo fatto, ma per che cosa? Per avere un premio. L'ha detto il pastore, Daniele e Maria hanno rinunciato ad ogni cosa, vero? E i miei figli lo sanno. Anche quello che il Signore ha provveduto nel cammino. Una volta avevo ricevuto una grossa somma per un risarcimento, dico ragazzi voi siete, sì papà, quello che tu e mamma decidete per noi va bene, bene, doniamo. Ma non è che siamo stupidi io e Maria, e non è stupido il missionario Victor con la missionaria Priscilla. Abbiamo soltanto capito che non è stupido. Pastore Vigara con sua moglie diceva noi ci potremmo godere i viaggi, potremmo... invece serviamo il Signore con 1000 problemi. No, abbiamo solo capito che stiamo mandando lì i mattoni per la nostra casa. Fratelli, se vedete la nostra casa che sarà più bella della vostra lì sopra, non sarete invidiosi, direte effettivamente. Se potessi tornare indietro, quante volte avete detto ma se io tornassi a vivere, allora già ci è bastato una vita che ti abbiamo conosciuto, per piacere non tornare indietro a rivivere una seconda volta, anche perché questo non è biblico. Una volta che noi abbiamo vissuto moriamo, poi dopo dobbiamo rendere conto a Dio. Ma le nostre opere, il nostro servizio ha valore. Amen. Amen. Ma chi te lo fa fare a prendere il banco alimentare con tutti i controlli che ti fanno, e devi caricare il pulmino e poi devi smistare, e poi anche se le dividi equamente qualcuno si lamenta sempre, e poi quello dice no c'era una cosa scaduta, mi è venuto il mal di pancia, e tu tremi che ti fanno a denuncia. Ma chi te lo fa fare? Ma quante volte abbiamo sentito questi da uomini di Dio: fratello, me lo fa fare perché sono intelligente.
celeste e sto mandando lì sopra tutto il materiale. E un giorno quello che tu fai qui sarà custodito alla gloria del Signore. Quello sarà un tribunale dove Cristo ti pregherà, dove Cristo asciugherà ogni tua lacrima, dove Cristo non si dimenticherà neanche di un bicchiere che hai dato al minimo di questa terra. Alleluia! Quando mai, Signore, l'ho fatto? Tu l'hai fatto e l'hai fatto a me. Quella volta che sei venuto in carcere a visitarmi, quella volta che mi hai dato un pacco di pasta, quella volta che mi hai aiutato. Io non sto parlando di chiesa, fratelli, sto parlando di restaurazione, sto parlando di servizio, sto parlando di ubbidienza. Lo so che per voi o per altri sono fuori moda, ma questo mi dice la scrittura. È il lavoro. Io voglio servire il Signore. E cosa vuoi fare? Io voglio predicare. E se non hai il microfono, tu non sei un servitore. Cioè, se tu testimoni al cameriere che ti sta servendo al ristorante, non stai servendo il Signore. Se tu aiuti qualche famiglia ad uscire dalla crisi, ad essere restaurata, recuperata dal Signore Gesù, non stai servendo il Signore. Tu servi il Signore quando hai un microfono. Tu servi il Signore solo quando sei in vista. Tu servi il Signore solo quando qualcuno ti dà qualche etichetta. Gesù dice no, tu hai servito me quando l'hai fatto a uno di questi militi. E noi sempre serviamo il Signore. Serviamo il Signore al nostro lavoro, serviamo il Signore a casa nostra, serviamo il Signore. Tu l'altra volta, Maria, proprio a qualcuno che diceva: ma come fate voi, persone religiose, cristianizzate, dico, non cristiane, ma come fate voi? A noi capita che qualcuno, malgrado che facciamo, poi ci dicono e noi sinceramente siamo delusi. Come fa? Maria ha detto semplice, perché noi ogni cosa che facciamo la facciamo per il Signore e non ci aspettiamo nulla dagli altri, perché qualsiasi cosa facciamo la facciamo per chi operi tu, per chi operi tu, e noi siamo pienamente soddisfatti perché Gesù ha fatto tutto per noi. E noi qualsiasi cosa facciamo, dico Signore grazie che ci stai dando l'opportunità di fare anche noi qualcosina per te. E con questo concludo, vi rivelo una confidenza di ieri, come due adolescenti mezzi ammaccati, mezzi sgarruppati in macchina con Maria andando a Pontedera, parlavamo per la strada pur sapendo i nostri limiti, pur avendo dedicato la nostra vita al Signore, come dobbiamo fare meglio la scuola domenicale. Dico Maria, io mi sono fatte degli esami di coscienza, ci sono tante cose che vorrei fare meglio, ma poi ci siamo detti, ma abbiamo 60 anni con tanti limiti, acciacchi fisici, anche se uno normale con noi non può competere una giornata intera. Ancora, perché raggruppiamo le nostre forze e le utilizziamo solo. Dico Maria, ora piano piano dobbiamo fare come i discepoli, quando noi ci dedicheremo alla parola e alla preghiera. Allora il trucco o l'intelligenza sta che tante cose, man mano che le nostre forze diminuiscono, dobbiamo lasciarle, ma mai lasciare la parola e la preghiera. E parlavamo come se ancora avessimo avanti 200 anni di vita. Come fare meglio questo, come fare meglio quest'altro. Perché sappiamo che un giorno qualcuno che ci ha detto all'inizio vieni e seguitami, ci dirà la stessa persona vieni ed entra, mio servo fedele. Bene hai fatto e godi con me per l'eternità.
la mano del Signore fu posata sopra di me. Che benedizioni stamattina in chiesa. E dopo? Oh, il Signore mi ha parlato. E dopo? Oh, fratelli, quel cantico mi ha portato al terzo cielo. E dopo? E dopo devi restaurare, devi lavorare con gli altri, devi fare la tua parte, perché il Signore ci ha chiamato a servirlo. E noi siamo al servizio del Re dei Re e del Signore dei Signori. Dio vi benedica. Alimento, una dieta. Gloria al Signore. Come dico sempre, il tavolo è pronto. Il Signore ci sta servendo. Prendiamo ognuno di noi la nostra porzione. Che possiamo arricchirci di tutto ciò che il Signore ha riservato per la nostra vita. Io ero nel programma per parlare, ma dicevo, se parlo il mio dolore non cessa. Lascerò che altri parlino, perché io parlo già tutto l'anno a questi fratelli dicendo sempre la stessa cosa. E dico, Signore, sollevami di questo parlare oggi. Parla tramite loro, perché certamente noi siamo qua per ascoltare. Siamo qui come la parola dice, parla che il tuo servo ascolta. Amen? Amen. Gloria al Signore. Fratelli, vorrei dirvi che questo cortile è condiviso, però ci hanno dato la possibilità di averlo tutto in parti. L'inizio, la parte quando entriamo a destra del parcheggio, appartiene al proprietario, che è una famiglia numerosa, che se Gesù porta loro qui, riempiono la metà della chiesa. È la famiglia Babbiani. Considerate questa richiesta, va bene, di preghiera? Perché sono 3 case, ognuno ha 3 figli, che ogni figlio ha suo marito, la sua moglie, i figli, e quindi è un grande esercito qua che dobbiamo profetizzare e che siano restaurati e possano servire al Signore. Perché io dico sempre, noi missionari siamo un aiuto efficace. Noi non siamo qua per dire io sono, perché nessuno è, però consideriamo tutto ciò che esiste in Italia, ma ci sono tante cose buone. A volte noi vediamo solo le cose difficili, perché è più facile sentire l'amaro. Quando tu metti in bocca, senti subito. Però questo non esclude le cose buone e il potenziale che esiste in questo paese. Perché dico che Dio si serve sempre delle persone. Se non fosse in Roma, il Vangelo non era arrivato in questi altri paesi, ma Roma ha fatto passaggio, strada, perché sopra quella strada che aveva un interesse politico, economico, il Signore si è utilizzato di quella strada per portare il messaggio, la parola. Da Gerusalemme a Antiochia, Alessandria e al mondo. Noi missionari potevamo essere in Africa, come mi hanno già suggerito, ma perché non andate in Africa? Ma io non sconsidero questa possibilità. Dico al Signore, eccomi qua, mandami. Ma il mondo ha un debito con l'Italia. Capito? Il mondo ha un debito spirituale con questo paese, per questo Brasile ha inviato noi qua per servirvi,
per lavare i vostri piedi, per indossare questo asciugamano, ma non perché siamo un paese povero, perché chi ci ha fondato sono stati gli svedesi, loro stanno bene lì. Abbiamo una radice di là, ma se esistono loro là, si è partito di qua. E so che l'Italia sarà risvegliata. Amen. Io prego per le chiese, per i pastori. Io voglio vedere i pastori italiani. Vedete com'è qui, loro, a predicare. Esiste il Vangelo in Italia, fratelli. Alleluia. Esistono uomini di Dio in Italia, donne di Dio in Italia. Noi stranieri siamo onorati di poter contribuire con voi in questa missione, perché non è la mia missione, è la nostra missione. Amen. Non è il vostro popolo, è il popolo di Dio. Che possiamo considerare che questo vivaio, io considero sempre l'Italia come un vivaio missionario. Aiutate, riverdeggerà, così si dice? Sarà verde di nuovo. Amen. A volte quando passo verso Monticello, dove c'è il missionario Marco, vedo tutta quella campagna che a volte è secca, quando arriva l'estate, secca che fa paura. Uno mette fuoco, brucia tutto qui. Ma quando tu passi adesso è quello tappeto verde bellissimo che tu hai la voglia di fermarsi e stare solo a guardare, ma non possiamo. La missione ci chiama. Il Signore ci chiama, ci ordina di andare, di fare. E io dico sempre che Dio non vuole niente che ciò che siamo, che sappiamo e che possiamo. Solo questo ti dico. Dio non vuole un ragazzo straordinario, Dio vuole te. Dio non vuole una donna, sai, perché questa non è capace, questa non è in gamba per questa cosa. No, Dio vuole te, con la tua forza, con i tuoi limiti, con le tue risorse, con la tua famiglia problematica, chi sia. Dio vuole questo. E veniamo a Lui e lasciamo che Lui farà tutto il resto. È Lui che pianifica la strada. Pensavano gli imperatori romani che hanno fatto loro una strada per il loro obiettivo politico, ma che era Dio soffiando nei cuori loro: fate questo, aprite la strada lì, andate di là. E diceva ai suoi profeti, ai suoi servitori: seguite questa strada che vi apro. Siamo noi che restauriamo queste porte, ma il fondamento ha fatto il Signore. È Lui la pietra, è Lui la roccia ferita di Meriba che ci sazia. È Lui, e è per causa di Lui che siamo qui. Perché sei qui stamattina? Io voglio questa restaurazione. Io voglio capire in che posso essere utile. Io voglio capire come posso ancora servire, come posso fare meglio, come posso fare un riciclaggio di quello che faccio per fare ancora meglio, per fare un po' ancora per il Signore. Alleluia. Non siamo, come ha detto Pastore Daniele, stupidi, perché diceva un fratello questa settimana: ma io non guadagno niente se tu vieni in chiesa. Se tu vieni o se tu non vieni, non mi togli niente. La mia vita continua la stessa. Io continuo felice con Gesù. Io continuo evangelizzando. Io continuo
ci sono solo io per scaricare il camion. Ma sapete quante volte ho scaricato da solo? Quante volte ho caricato da solo? Non avete visto? Avete visto? Ma non mi interessa. Perché quando vedo la sfida dico, Signore, guardami, io avevo 189 kg e quante volte ho caricato da solo. Ma Signore, quando vedevo i miei limiti, che non ce la facevo, mandava aiuto. Ma quando Lui voleva sorprendermi con le mie forze, mi dava forza. A volte voglio rattristarmi di vedere, perché se tu sei su una strada che tu guardi uno che è lì caduto, un altro che è prostrato, un altro che sta sdraiato a dormire e tu sei lì a portare tutte le persone dietro, no, Dio non vuole che noi portiamo le persone dietro alla nostra spalla. Dicevo ieri sera, il buon samaritano ha visto il bisogno di quell'uomo, lo ha aiutato, ha portato lui nell'albergo, ha pagato per aiutarlo a curare le sue ferite, ma ha continuato il suo viaggio. Fate così come una cosa simbolica, stendete le mani così per questa persona che è al tuo fianco. Fratelli, questa mano è d'aiuto, ma tu non puoi fermarli. Capito? Se tu vuoi camminare, fa questo invito. Se tu vuoi camminare, vieni. Se tu vuoi seguire, ma per stare fermo no. Non voglio invito per restare fermo. Non voglio invito per farmi restare caduto. No, quel buon samaritano non è rimasto caduto con quell'altro, non ha detto poverino, sarò qui con te perché sai, ha bisogno adesso di attenzione. Ha dato l'attenzione dovuta, ma il suo proposito lui ha seguito, perché davanti a quel giudizio non dirà tu perché quell'altro, no, tu. Saremo giudicati ognuno, non per quegli altri ma per noi. Amen? Amen. Stendi la tua mano per invitare uno a seguire. Alzati. Alzati. Alziamoci. Fuori programma. Che dite? Oggi è una conferenza missionaria e ci sono anche fratelli di lingua spagnola. Alabamos Dios. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. De nuevo, el Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. La Chiesa está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Possiamo fare da capo? E lo Spirito de Dios está en este lugar. Muoviti, Signore. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar.
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete. Ancora chiediamo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Questa prima porzione, grazie di questa parola che ci fa ricordare delle cose che dobbiamo restaurare, e la tua presenza è la prima cosa che dobbiamo restaurare. Non diciamo mai più come prima, se Dio vuole, piacendo Dio. Abbiamo preso queste abitudini, queste paroline che dicevamo: se Dio vuole faremo, piacendo Dio andiamo. Signore, perché non possiamo dare un passo se tu non vuoi, non possiamo fare nulla senza di te. Oh Signore, che tu prenda il primo posto nella nostra vita, perché vogliamo che tu regni su di noi, in nome di Gesù. Restaura, Signore, ogni porta, Signore, restaura nella nostra vita. Restaura, Signore, perché possiamo essere città edificata. Restaura perché possiamo essere città fortificata. Oh Spirito Santo, abbraccia questo cuore oggi. Abbraccia, Signore, questa persona oggi. Restaura. Oggi, stamattina, Signore, la sorella mi ha abbracciato e ha detto: Pastore, io voglio servire, che posso essere? Restaura il desiderio del servizio. Restaura, Signore, il desiderio del servizio. Alleluia, 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 alleluia. Che possiamo oggi vivere, Signore, come se non avessi domani in questo mondo, come se adesso siamo qua in questa stanza in attesa tua. Alleluia. Quando saremo portati, rapiti. La speranza è questa, Signore, e per questo non avremo i cuori raddistratti, per questo non saremo preoccupati, perché questi dolori momentanei non si paragonano con la gloria. La tua gloria. Alleluia. Alleluia. Amen. Che benedizione. Lodiamo il Signore con un cantico e facciamo una cosa. Sono 20 alle 12, abbiamo un po' di tempo. Il programma fa fino alle 12:30. Facciamo un pochino lungo perché così mangiamo con molta voglia, perché Maria è una cuoca e quindi ci vuole fame per mangiare il nostro cibo. Avete capito? Per mangiare il suo cibo non ha bisogno di fame, ma per mangiare il nostro. Quindi io vi metto 30 minuti in più perché così avete più fame e scenderà. Ok? Il gruppo lo darà al Signore, ma con noi anche c'è la nostra cara sorella che ho invitato, la sorella Samuela. Amen. Fai così, Samuela, con
le sue principesse. Siamo felici con la vita. Fai così, Samuela. Ecco, lei ha preso in carico quest'anno con noi, è la coordinatrice della classe di italiano per gli stranieri, perché noi collaboriamo e serviamo nello stesso corpo e nello stesso regno. Amen? E la cosa bella è questa, perché so che c'è un prima e uno dopo, io sono solo parte. E quindi dopo il gruppo vorrei sentire un cantico di questa donna che adora il Signore con tutto il cuore. Amen? Benvenuta. Allora lei rimarrà anche per dopo pranzo. Amen. Quindi dopo pranzo la sentiremo lodare al Signore. E quindi, già che ci siamo messi così, noi dopo il gruppo noi sentiremo un'altra plenaria dal pastore Bua. Facciamo un anticipo, ecco, e così andiamo a pranzare con fame e allegri. Amen? Lodiamo al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Fratelli in piedi, come stiamo? Riceviamo un pastore Bua, che è un pastore missionario, viene di Milano, da Milano, e siamo felici con la sua presenza. Anche ci sono altri fratelli che vengono da Milano. Nostro caro amico Barranco e la sua moglie Antonella Barranco. Siamo felici con la presenza di questa famiglia. Applaudiamo Gesù.
da tanti, ma questo è il giorno del Signore. Riceviamo il pastore Maurizio Bua, con lui viene anche il nostro caro fratello Salvatore e siamo felici anche con la vita di questi due uomini di Dio che è sempre il suo cuore è africano. Sì. Siamo tornati da poco. Ecco, lui svolge un ministero molto potente di evangelizzazione e ogni freccia Dio lancia dove vuole. Amen? E noi siamo qua a pregare, a intercedere e credo che il Signore farà ancora perché Dio preparerà frecce per lanciare internamente in Italia ma anche fuori Italia. Amen? In Italia perché ci sono 1023 comuni che non hanno ancora la chiesa, che non hanno ancora un pastore e diverse chiese che i pastori sono già anziani e non possono più e purtroppo non c'è sostituto, ma preghiamo perché il Signore ha le sue frecce e so che questo risveglio, questa restaurazione verrà e che Lui lancerà queste frecce dentro e fuori. Amen? Amen. Benvenuto pastore. Amen, alleluia. Gloria a Dio. Quanti di voi che non mi conosco, dico siete tutti belli, alleluia. Questa è una cosa poi divina, non ne parliamo. Siamo tutti belli davanti alla presenza di Dio. Accomodatevi. Grazie pastore che per il tuo invito, per la tua fiducia. Ci siamo conosciuti non tanto tempo fa a Rimini. Quando io l'ho visto pensavo fosse il fratello minore, invece è sempre lui perché ha fatto un cambiamento incredibile ed è stata una benedizione vederlo. E siamo qui, allora, intanto sono il missionario pastore Buon Maurizio e sono al vostro servizio, sono il vostro servo. Qui non c'è uno migliore degli altri, anzi chi si sente di essere superiore, ha detto Gesù, sia il vostro servo. E non sono parole così a ripetere a memoria, ma realtà, al servizio dei poveri, ma anche dei fratelli. Siamo tornati dall'Africa insieme al missionario, il fratello Salvatore, che mi accompagna in quasi tutte le mie missioni negli ultimi 5 anni. Siamo tornati dal Congo, già la 14ª volta che sono in Africa, fra Congo, Repubblica del Congo, Uganda, Camerun, Costa d'Avorio, ma siamo stati anche in Brasile, nel tuo paese 15 volte. Grazie. Mato Grosso do Sul, a Capogrande, Fortaleza, che io amo molto, gosto molto di churrasco, a proposito, quindi veramente siamo stati nello stato di San Paolo, abbiamo conosciuto grandi realtà, grandi benedizioni e così anche nell'America Latina, hablas español también, en Ecuador, c'è qualche ecuadoregno qui, c'è boliviano, peruviano, ok, boliviano, Santa Cruz de la Sierra, sono stato anche da quelle parti, aeroporto in Ghiringhiri, se non mi sbaglio, va bene? Se non mi sbaglio, Viru, Ghiringhiri in Africa. E anche in Pakistan, missionario molto difficile e difficoltoso, con il rischio di essere ucciso, rapito, e anche in India, in New Delhi. Dio mi ha mandato in quelle parti per servire i poveri. Faccio una parentesi, siamo stati a Marsala dal pastore Lo Cicero qualche giorno fa. Un uomo ha avuto una rivelazione su di me, un pastore che ci conosciamo neanche da un anno, quindi non abbiamo tanta confidenza, e senza dirmi niente ha chiamato i servitori per dire che Dio gli ha messo in cuore di avere una consacrazione io di apostolo. Io ho detto, oggi per essere apostolo ci vuole una chiesa di 1000 persone? Non ce l'ho. E allora ci vuole una struttura? Non ce l'ho. E allora ci vogliono tanti soldi, la segretaria, il macchinone. Non ho tanti soldi, non ho la segretaria e manco il macchinone. E allora come stai fatti? Io già faccio apostolato. Se la gente ha questa rivelazione di darmi questo titolo, a me non cambia la vita, perché apostolo vuol dire appartato, inviato avanti.
e mi sembra che sono tutte morte, ammazzate, segate, uccise, picchiati, chi più ne ha chi ne mette. Beh, non dico evviva queste cose, attenzione, non sto ricercando queste cose. I titoli, va bene, Dio dà i ministeri, sono 5, li accettiamo, ma bisogna dimostrare le cose. E bisogna mettere, come dico sempre io, le mani nella marmellata. Quando metti le mani nella marmellata, e allora poi ti vedi, e ne parliamo, ti vedi le mani unte, il corpo sporco e tutte queste cose. Quando entri nelle favelas in fortalezze, vedi i topi dentro le case e stai lì a pregare, ci sono anche dei filmati, dice alla gente che è rachitica, alzati e cammina, perché non solo portiamo da mangiare materiale o facciamo delle cose importanti, ma portiamo anche la potenza dello Spirito Santo, che se no è solo una passeggiata, e questo lo fanno anche già altre religioni più grandi di noi. Vogliamo portare invece la potenza del Signore in ogni luogo, amen? Quindi anche con segni, prodigi e miracoli e tutto il resto. Dio è buono, amen? Quindi c'era un canto che diceva: chi vuol venire con noi? Chi vuole... Pastore, dove porti? Si sta bene, andiamo in Africa. Non sono qui a raccontare quello che abbiamo passato tutti e due, io già le ho passate, ma soprattutto lui. Quanti vaccini, quante situazioni, quanto mal di stomaco, quante cose che se dovesse raccontare alcune cose forse manco la capra vomita per le cose che abbiamo passato. L'ultima missione che abbiamo avuto in Africa, guardate, incredibile, bisogna veramente credere, non è una passeggiata, non è andiamo lì alle Seychelles a metterci così a pigliarci il sole, stiamo veramente in una fase di viaggio per il Signore, come dice il fratello. A proposito, fratello, volevo chiederti, tu hai diritti d'autore sulla parola di Dio? Perché tutto quello che tu hai predicato, io ho preso un sacco di appunti, mi hai fatto la testa così, e dopodomani le predico lì da noi, e forse lo porto anche in tutto il mondo. Sia stato di una grande edificazione, lo con tutto il cuore. Ho detto, finalmente sento qualche cosa che riempie il mio cuore, che Dio ti benedica, te lo dico, tu sai che io sono sincero, non c'è bisogno di fare tutti questi salam alek, ma veramente io sono stato benedetto, voi? Amen. Se io posso stare pure seduto, dire grazie fratello, però non mi sembra corretto, mi hai invitato anche per parlare di qualche cosa. Bene, fatta questa premessa, vogliamo dire qualche cosa riguardo alla restaurazione. Spero che non dormiate, io sono sveglio dalle 4 del mattino. Fate conto, abbiamo preso l'aereo, siamo andati all'aereo, dico sempre l'aereo, siamo sempre in aereo noi. Abbiamo preso la stazione di Milano, il treno, l'Intercity, e ovviamente non c'era il numero ancora, non spuntava il numero. Ho detto, ma dov'è? Come mai? Mi è arrivato il treno 5 minuti prima, sta per partire il treno per... Nei guai siamo più di 50 persone a correre, che il diavolo voleva fare qualche danno. Infatti manca il tempo di salire, il treno è partito. Dalle 4 che siamo all'impiedi abbiamo sonno, ma abbiamo fame della parola di Dio. Prima la fame e poi il resto. Quindi se qualcuno dorme, pensate a me che sto sveglio, magari qualcuno anche prima. Va bene, detto questo, io sarò molto chiaro nel dire alcune cose, ma tranquillo fratello, non ci sono scandali o cose varie. Io sono 44 anni che sono nella fede, sono un ex maresciallo dell'esercito in pensione, padre di 4 figli, 3 nipoti, quindi sono anche nonno. Sono 23 anni che faccio missione all'estero e missione in Italia ovviamente. Abbiamo avuto un grande disastro 12 anni fa, io avevo una chiesa con più di 100 persone, 400 metri quadri a Milano, ed era una bella struttura, avevamo quasi 17 nazioni dentro, fratello, e il comune ce l'ha chiuso. Il comune ha detto basta, qui non potete stare più, non siete adibiti, in Lombardia sono state chiuse 20 chiese. Non abbiamo avuto aiuto né conforto di nessuna chiesa in Italia, né a livello di federazione di chiese evangeliche, né a livello di organizzazioni. Il caro Baldari è stato l'unico direttore, ex direttore della mia, a darci un po' di conforto, ma per il resto terra bruciata, e il diavolo veramente ci ha messo grande sconforto, ma io ho detto no, tu non mi fermi in nessuna maniera. Sono 14 anni che facciamo le cose più grandi di prima, abbiamo un piccolo gruppo ma stiamo facendo le cose importanti, conferenze, riuniamo dei pastori, missioni dappertutto. E dice, i soldi dove arrivano? Ah, boh, non lo so.
arriva il denaro, perché ci vuole il denaro per fare questo, arriva la gente e cerchiamo di fare questo per l'opera di Dio. L'incoraggiamento per chi si sente scoraggiato. Se avete una chiesa, ringraziate Dio. Se avete una struttura con 4 anime, date gloria a Dio. Dice, ma siamo pochi, pregate di più, vedete che Dio non viene mai meno nella sua parola. Amen. Si comincia dal nulla, dallo zero. E quindi mi fermo qui perché ci sarebbero altre cose da dire. Restaurazione. Allora, quando si deve restaurare qualche cosa, è di restaurare qualche cosa che è diventato vecchio, che deve prendere un'altra immagine. Non so, la Cappella Sistina, se non mi sbaglio, che era tutta scurita, adesso è bella, è stata restaurata. Ecco, noi abbiamo bisogno, la Bibbia ci invita a riparare, a cambiare, a riconoscere degli errori, a valorizzare e soprattutto guarire tutto ciò che è impuro e sbagliato. Oggi purtroppo c'è molta carnalità. Permettetemi, dopo 44 anni penso di conoscere un po' il movimento evangelico. Quando io sono venuto a Milano nel 1981 c'era soltanto le assemblee di Dio, c'era una chiesa pentecostale libera e qualche chiesetta. Oggi c'è una marea di chiese e questa è una benedizione, gloria a Dio, per carità, anche in tutta Italia, per carità. Però c'è qualcosa da dire in merito. Non farò mai nomi, non farò nome di denominazione, a parte quelli che ho citato adesso, che sono denominazioni storiche, ma mi voglio basare su quanto ho letto in Ezechiele 37, al versetto 8, dice che mentre guardavo, dice il profeta, ecco crescere su di essa i tendini e la carne, che la pelle ricoprì, ma non c'era in loro lo spirito. Cioè qui vediamo una crescita di carne e di pelle. Non mi dice niente crescita di carne, ma niente spirito. Ora, se guardiamo un attimino nell'ambito evangelico, cristiano, storico, ovviamente negli ultimi 50 anni, c'è stata una crescita numerica, una crescita di chiese, di denominazione, ma c'è stata anche una bella crescita di carne, ma carne proprio, e anche di pelle. Dice, vuoi giudicare? Io non devo giudicare nessuno. Io voglio dire le cose che ci stanno scritte anche in Galati capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 24. Allora, dice, ma fratello, ma tu ovviamente vieni da un'altra epoca. Gesù Cristo è lo stesso? Ieri, oggi e in eterno. Forse le cose che dirò non piaceranno a tutti, ma è una realtà di quello che accade. Parliamoci chiaro, prima c'era un grande timore del Signore, si entrava, fratello Vicare, Presidente, penso che tu mi puoi dare ragione quando si lodava in una maniera, c'era una richiesta di preghiera e c'era più intensità, si pregava in ginocchio come dici tu, c'erano veramente io andavo nella casa del Signore e mi sembrava una cosa grande, bello, c'è il culto la mattina, c'è la Santa Cena, poi il culto il pomeriggio, poi abbiamo la tenda in estate, ora, ma dobbiamo andare in chiesa, vabbè, ma però poi abbiamo l'appuntamento, abbiamo la cena, abbiamo qui, anteponiamo tante cose a quella che è l'opera di Dio. Io non dico che tutta la giornata dobbiamo stare in ginocchio e camminare in ginocchio, ma dico che dobbiamo tornare ai sentieri antichi, che sono quelli della parola di Dio, non vecchi, antichi. Guardate, il sole è vecchio? Come no, è vecchio? Il sole è vecchio di migliaia di anni, ma c'ha lo stesso calore. E anche la parola di Dio è vecchia, ma ha lo stesso calore e lo stesso effetto. Amen? Amen. Possiamo dire il sole, ma è vecchio, non ci interessa. Quando c'è un po' di sole, andiamo al mare, in montagna e ci prendiamo tutto sto sole che nutre, ci dà vitamina D, gloria a Dio. È vecchio, ma è efficace. Amen. E la parola di Dio è vecchia, ma è efficace. Amen. E ovviamente, come dice Zino, mi sono proposto, come dice il pastore Zino, di stare fermo, di non fare tanti movimenti. Il problema è che mi dovete legare per questo, perché quando lo Spirito di Dio, come disse Gesù, è sopra di me e mi ha unto, poi l'ho preso la coppia di pietre, perché quello che lui parlava era proprio dettato dallo Spirito e vita. Quando uno predica la parola di Dio con l'unzione del Signore, o la gente ti guarda così, che sta dicendo, oppure nella mente ti prende a colpi di pietre. Ma questo cosa vuole? Ma che ci è venuto a fare qua? E questo, perdonatemi, è il mio messaggio secondo il mio Vangelo. Io devo parlare con la verità. Non sono migliore di nessuno. Ho bisogno del Signore quanto voi, anzi più di voi. Allora, dice Galati, fratelli, camminate per lo Spirito. Allora vi ricordo la parola di Dio che diceva che la carne cresceva nella visione del profeta. Carne e pelle crescevano.
ma non c'era spirito. Quindi tu parlavi dei pentecostali, tutto questo trick e track di movimenti particolari. Io ho vissuto tutti i risvegli degli anni 90, la Santa Caduta, abbaiare, i fratelli col collare, abbiamo visto delle cose incredibili, la Santa Risata e tutte queste cose qua che sono sviluppate negli anni 90 dal flusso americano fino a qui, con tanti di protagonisti. Ora sono finite quasi tutte queste cose. Come mai sto fatto? Ora ci sono altre dottrine, che è quella del salvato sempre salvato, no? Adesso mi sfugge, eccetera eccetera, e che comunque puoi peccare, fa lo stesso, non ci sono problemi, tanto Dio ti ha salvato una volta. Quindi chi volesse commettere fornicazione, fatelo pure, tanto Dio vi ha salvato per sempre. Questa è un'altra bugia arrivata dall'inferno più profondo per rovinare le chiese, e appunto noi dobbiamo stare molto attenti. Fratelli, Galati 5 versetto 16-24, camminate secondo lo Spirito. Qui leggiamo, siamo per lo Spirito, e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. Sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo queste cose vi preavviso: chi le compie non erediterà il regno di Dio. C'è un amen? Amen. Ma come, fratello, che stai dicendo? Guardate che l'ha detto l'Apostolo, è parola di Dio, non è che me la sono inventato dalla mia tasca. Noi parliamo sempre di amore, di gioia, di allegrezza, ma parliamo anche della situazione della carne dentro la Chiesa, della pelle e della carne. Vogliamo liberarci della carne e della pelle e invocare di più lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore, togliendo ogni barriera denominazionale. Io sono pentecostale, io sono nazareno, io sono qua, io sono là. Io mi sono fatto una domanda, Presidente. Io sono nato in un movimento pentecostale, sono pentecostale d'esperienza, no? Però dico, perché pentecostale? Pentecoste 50 giorni dopo il raccolto era una festa ebraica, e allora lo Spirito Santo scese negli Atti degli Apostoli, che è tutta un'altra roba, non è glossolia, xenoglassia, bisogna vedere. Lo Spirito Santo scese e cominciarono a parlare in altre lingue, allora pentecostale. E se lo Spirito Santo scendeva nel giorno delle capanne, come ci chiamavamo? Capannari? E se scendeva nel giorno della festa dei tabernacoli, tabernacolari? Oppure da altre feste, sono diverse le feste. Se scendeva nella festa delle luci, illuminari, lucernari, siccome ci sono il giorno di Pentecoste e pentecostali, che non ha niente a che vedere col dono del parlare in altre lingue, va bene, con la glossolalia, ma la xenoglassia, ma stiamo parlando delle lingue che arrivarono, che servirono per evangelizzare in quel tempo. Erano 18 lingue differenti che furono predicate, che furono usate, anche Maria fu usata per predicare con quelle lingue. Greci, mesopotami, della Cappadocia, latini, avventizi romani. Cioè i nostri fratelli andavano lì e dicevano Gesù Cristo Domini Dei in latino, dice per lei sta parlando, oppure dice per me arabo. C'erano anche gli arabi, avventizi romani, c'erano di tutti, e li sentivano parlare delle grandi cose di Dio. Questo è accaduto negli Atti degli Apostoli, è stato un evento straordinario che nella Bibbia non si è mai più ripetuto, se non quello del dono delle lingue, che con la interpretazione diventa una profezia. E c'è una regolamentazione, ma sto parlando sulla dottrina delle lingue, non c'entra niente, ma anche questo è ordine. Fornicazione, sono 14 maledetti punti, e io sarò breve. Ci siete tutti? Amen. 14 maledetti punti che stanno nella Chiesa. Se parliamo di fornicazione, rapporti sessuali illeciti, oggi tutto è permesso, lascia, prendi, lascia, non ti preoccupare, tanto non c'è più quella mediazione per cercare di appacificare le famiglie, moglie e marito. Non ti vuole, lascialo pure. Vabbè, non ti preoccupare, tanto vuol dire che non era da Dio, tanto è con facilità. Si avvera quello che dice che nei giorni, come fu ai tempi di Noè, si andava a moglie, si prendeva marito, alla grande.
evviva la convivenza, evviva questo, evviva quell'altro. E io le ho viste queste cose, ho rimproverato anche dei pastori, ma che stai combinando? Ce n'è uno in modo particolare in Sicilia che unge le persone, li consacra e poi li fa predicare senza essere marito e moglie, li unge in matrimonio. Ma dove siamo arrivati? E i caproni ci vanno dietro, altro che pecore, porta delle pecore. E la gente applaude a questo. Pastore, ma che ci stai portando? Vi sto portando la realtà della parola di Dio che parla di impurità, contaminazione con motivi peccaminosi. Cioè l'impurità è una cosa incredibile, ma tanto non ci fa niente, tanto possiamo tatuarci. Se arriva uno tatuato o una prostituta vestita in un'altra maniera, ben venga. Ma se comincia a dire Gesù mi ama, è Gesù di qua, ma dillo col cuore e con i fatti, non c'è bisogno che me lo scrivo qui nella mente. E le impurità, dal tatuaggio alle cose immorali, alla musica mondana. Abbiamo gente che pur essendo in Cristo poi partecipa praticamente a concerti, a cose. Io dico, ma come è andato a finire? Un piede nel mondo e un piede in Cristo. Dissolutezza, che è una licenziosità sfrenata. Libidine dal vizio, una vita di dissolutezza, e quindi si può bere, si può mangiare, ci si può ubriacare. Paolo Apostolo ai Corinti diceva: ma state facendo la Santa Cena mentre uno è ubriaco e l'altro mangia, perché ancora si usavano i baccanali dentro la chiesa. Ma avete preso la opera del Signore, perché cosa? Andatevene nelle vostre case. Lì era un parlare duro, diceva: questo noi non lo vogliamo qua a Bua. Ma che ci è venuto a fare qui? Eppure la scrittura ci parla di idolatria, adorazione tributata a oggetti, a immagini, perché noi oggi accusiamo i cattolici. Io vengo dal cattolicesimo, io amavo la Chiesa Cattolica, io entravo nella Chiesa Cattolica e l'odore dell'incenso mi stordiva, finché Gesù non mi ha tirato fuori. Ma io lì ho cominciato a conoscere il Signore. Ma poi Gesù dice: vieni qua, aspetta che acchiappa a Cristo, che mi devi servire. E Dio ha fatto il suo lavoro quando avevo ancora 16 anni, anzi 14. Quindi abbiamo chiaramente un'idolatria non solo verso la latria, cioè l'idolatria verso le immagini e le sculture, ma verso gente dello sport, dello spettacolo, verso la gente della musica. E oggi tutte le musiche moderne, che dicevo ultimamente, qualcuno leggevo, adesso cantano cane e porci. Prima c'erano canzoni d'amore, di gioia, anche nella Chiesa del Signore. E io sento cantare queste canzoni che voi in Brasile chiamate canzoni dell'arpa, che sono canzoni, diciamo, dell'antichità. Ah no, ma noi vogliamo cose più moderne. Va bene, facciamo batteria, facciamo musica, discoteca. Ma questo è un luogo vostro, non è affittato, è vostro. È vostro? No, avete un vostro luogo, ovviamente, un vostro luogo, ok. Io non lo so com'è il vostro luogo, ma a me questo luogo mi piace perché è bello chiaro. È bello chiaro, ci vedo. Io molte volte sono stato invitato in alcune chiese, perché è il luogo per i ciechi. Cioè, dov'è il pulpito, dove stanno le luci blu? Ma non lo so, ma che cosa è sta roba? Dio è luce anche nei colori. Che uno entra in un luogo, no? Dobbiamo adeguarci a quello che è modernità, dissolutezza, idolatria, stregoneria. Fratello, ma la stregoneria? Ma perché stai parlando di queste cose in chiesa? Yes! Oggi basta andare, perché oggi la chiesa è diventata un teatrino. Gente che cambia l'acqua e il vino, ma non so se siete documentati. Santo, Dio è 3 volte santo! Non è con noi che va fuori a prendersi il caffè, perché Dio è in cielo, non è in terra. Alleluia! Quando qualcuno vuole venire con me in missione, io lo scoraggio. Non dico: dai, vieni avanti, fratello da 5 anni che mi segue, dai, vieni, sei pronto per la missione? Sì. Guarda, preparati che ti verranno certe diarree che tu manco sai dove la devi mettere. Preparati perché starai male, portati le medicine, devi farti i vaccini, li scoraggio, li metto a muro come Gesù ha fatto con i discepoli, per vedere se avevano la stazza, la forza, la potenza per poter prendere il messaggio dell'Evangelo, che non è passeggiata, non è divertimento, ma è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, amen. E avere il coraggio di dire a una persona: alzati e cammina, alleluia. Se non hai più che guida da parte del Signore, a voglia pure di gridare come faccio io: scusate, io sono così, abbiate pietà di me. Stregonerie, inimicizie nella Chiesa. Diceva il fratello: la Chiesa, siamo tutti Chiesa, c'è una grande che non possiamo dire io faccio parte di qua
l'acronimo CEADAMIT, anche noi siamo Vivere per Cristo, abbiamo questi acronimi, questi nomi, va bene, ma la Chiesa è una. Il corpo è uno. Ma tu non hai locale, fratello, dove è la tua Chiesa? Eccomi. Io sono Chiesa, qual è il problema? Ma non c'hai i microfoni alle cose. Io per evangelizzare a quello di accanto, come dici, chi sta tuo fratello? Già c'è col microfono. Ami Gesù per evangelizzare il cameriere. Se non c'è il microfono non posso, se non c'ho la cravatta non posso parlare. Una volta in una determinata chiesa invitato, non tanto tempo fa, tra i servitori, non avevo la giacca, avevo una specie di giacchetta. Dice: no, pastore, noi ti rispettiamo, sì, ma non puoi passare per la Santa Cena. Perché? Dice: non è la giacca, né quale sono. Non è la giacca. E purtroppo adesso non puoi neanche più predicare. Più tardi prendi la giacca e la cravatta, allora puoi predicare. Cioè, io penso che se c'era Gesù seduto si alzava e se ne andava pure lui. Dice: ma che ci sto a fare qua? Quindi proibizionismo, legalismo incredibile. L'inimicizia è un sentimento, atteggiamento di avversione non necessariamente reciproca. Quindi è un sentimento di avversione, inimicizia. Tu sei CEADAMIT, io sono pinci, tu sei Puk, io sono Abdeb, tu sei e tu sei ce l'hai tutte le denominazioni. Non ho fatto un gesto, è arabo. Conosco anche fratelli arabi. Ma che cos'è? E anche io ho costituito, costitutivo, eccetera, eccetera. Ma quando parliamo di corpo, siamo un corpo. E se il fratello Zino, che ci sentiamo qualche volta al telefono, mi dice: io sto male, io prego per lui. E io sto pure male, preghiamo come per gli altri. Certe volte io sono zoppo e lui è più zoppo di me, o viceversa. E dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri. Siamo un corpo. E no, fatti pregare dai tuoi pastori. Una volta sono entrato in una chiesa, mi hanno detto: da dove sei, come vieni, cosa fai? Certo, sento una cosa, esame di sangue, esame di urina, esame di feci, cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Meglio che me ne vado. Questa è la situazione, l'inimicizia è un frutto della carne, la carne che cresceva, quello che vedeva il profeta, senza lo spirito, discordia, diversità di intenti, tale da alimentare rivalità e provocare contese. Cioè, una rivalità, e io sono il missionario, e io sono qua, e ultimamente, sempre in una conferenza ne partecipo tanti, c'era uno prima di me che ha presentato un video, e io ho quasi pubblicizzato lui: Dio ti benedica, fratello missionario. Mi sono andato contro la mia raccolta economica, ma io benedico i fratelli che fanno l'opera. E se benedici sarai benedetto, è la legge di Dio. Amen. Gelosia. Il termine della gelosia di Dio è il Kana, che è l'eterno geloso. E lui è geloso quando tu adori gli altri dei e fai delle cose non buone, lui diventa geloso. È come un uomo che guarda una donna o un uomo che fa tutto il galletto e diviene gelosa. Dentro la gelosia fa pure uccidere. La gelosia fa delle cose incredibili. E la gelosia è spesso accompagnata da stati mentali di sospettosità. Ma chi vuole questo? Ma chi è venuto a fare? Sfiducia, autosvalutazione, ma anche vedere l'altro come nemico. E questo è l'altro spirito. Dissensi, discordanza di sentimenti, opinioni. Queste sono tutte cose che dice Paolo. Quindi discordanza di sentimenti, opinioni particolari, critica continua. Va bene? Io non sto facendo critica, io sto parlando di realtà nelle chiese oggi. Ve ne dico una che lo dice l'Apostolo, stiamo per finire questa parte: divisione o separazione? Sto dicendo una fesseria. No. Divisione, migrazioni. Tu parlavi di fratelli che vanno in altre chiese, di pastori, migrazioni, volano da una chiesa all'altra. E i pastori, tu che hai un pastore amico, ad un tratto delle anime vanno da lui, non è più tuo amico, non lo senti più. Fratello, ma guarda, ho saputo che delle anime sono venute da te. Fratello, io non li posso buttare fuori. Capito? Ma almeno avvisami. Fratello, ma a me mi serviva anche un batterista e un chitarrista. È capitato a me. Il sangue mi è salito in testa. Ho detto: Signore, fallo riscendere, te prego, perché la carnalità è carnalità. Cioè, ti serviva un batterista o un chitarrista e ti prende le anime che noi per anni abbiamo lavorato, faticato, siamo andati negli ospedali a pregare per loro, e tu fai questo? Divisione e separazione. Non si sta insieme per razza, religione o politica. Noi siamo tutta la chiesa degli africani.
Sì, c'è un italiano, noi siamo chiesa tutti italiani, sì, c'è qualche africano, ognuno di fatto suo. Non funziona così, non c'è razza, lingua, religione. 17 nazioni rappresentavano la nostra chiesa, vedevo rumeni, americani, arabi, venivano pure per prendere il mangiare. E ho detto venite a prendere il mangiare, sì, ma prima c'è la parola, eh? E loro aspettavano la parola, poi si per il mangiare e poi se ne andavano. Quindi equatoriani, brasiliani, oh che bello vedere tanti colori differenti, ma un solo corpo, alleluia! Poi Paolo dice che ci sono le fazioni, raggruppamento a carattere ideologico, più che altro per il settarismo. Molte volte la fazione arriva perché c'è qualcuno che è più d'accordo al nostro pastore, però c'è un vicepastore, è più giovane, il pastore o il vicepastore, e si creano le fazioni nella chiesa, nei gruppi musicali. Per carità, ne ho viste sfasciate anche nel nostro mezzo, perché c'è la fazione, quella canta bene, quello di meno, questo di qua, quello di là. Va bene, ok, si fanno delle fazioni, non c'è cosa più brutta. Quando noi facevamo le agapi, purtroppo questa era una cosa negativa nella nostra chiesa, e c'era il gruppo equadoregno, il gruppo brasiliano, il gruppo africano. Io una volta mi sono alzato e ho fatto un po' al modo mio, ho detto toglietevi dai posti, mettetevi, sedetevi dove volete, ma non con i gruppi che vi convengono a voi. Se no non si fa amicizia, non si fa fratellanza. Gesù ha detto siamo tutti un corpo. Invidia? No, non c'è nella chiesa. No, dai, per stare buono, tu ci devi predicare queste cose. Sono frutti della carne. Se no prendiamo Galati e lo strappiamo. Predichiamo. Allora, io vi dico oggi quanto è lunga l'ala di, non di un aereo, ma di un angelo. Va bene? Quante penne c'ha? Il tipo di volo che fa, arcangeli, cherubini, serafini, tutte le classificazioni, e siamo tutti contenti. Ma anche questa è parola di Dio. E dobbiamo dire che oggi la Chiesa ha delle invidie, un sentimento spiacevole che si prova per la qualità di un fratello che riceve qualcosa. E soprattutto nel mondo pentecostale. Ah, lui parla in lingue, io no. Allora lui è con Gesù e io ancora non parlo in lingue. Non ti bene sorella, non ti bene fratello. Insisti. Una volta ho visto persone che prendono gente in lingue nella testa maschino. Ho detto, signore, ma chi è sta roba? Vi racconto una cosa, perdonatemi, io avevo 16 anni, sono arrivato e dice dobbiamo pregare per la tua liberazione. La mia, cioè c'hai i demoni, io, vabbè, mettiti in ginocchio, messo in ginocchio. Si avvicina uno che probabilmente aveva mangiato anche una bella pizza con cipolla. Ti spiego, esci! E mi ha sputato mezza faccia, che io poi sono dovuto andare a vomitare, e hanno detto, ecco, il demone sta uscendo. Certo, mia madre a non mi portare più là, non ci voglio più andare. Eppure Dio da lì mi avrebbe chiamato a essere un suo missionario nel monte. Io penso che quando arriva la liberazione, la guarigione, c'è bisogno di fare tutto questo teatro, perché Gesù lo fa in un attimo, in un secondo, in un attimo, come dalla vita in un attimo, dalla morte in un attimo, dalla guarigione in un attimo. Guardate a Fortalezza quell'uomo che era tutto storto e noi stavamo entrando in quella casa piena di tope a portare del mangiare, delle cose. Io ho visto quell'uomo e Dio mi ha chiamato alla pietà. Ho detto, Signore, ho lavato la spacca, eri tu presente, Salvatore. Ho detto, senti uomo che aveva una certa età, 70 d'anni, tutto con la coppa, fermo, col bastone. Sai che Gesù ti ama? Sì, e che qua lo sappiamo tutti. Sai che Gesù ti dà la vita eterna? Sì, lo sappiamo. Allora, alzati e cammina. Niente, non si voleva non si voleva alzare. Allora, come nella porta detta bella, quando dissero, oro e argento non ho, ma quel che io te lo do nel nome di Gesù, alzati. Se leggete bene, quello non si è alzato, perché Paolo, Giacomo, Pietro e Giovanni lo hanno preso e lo hanno alzato. Allora io l'ho preso, l'ho alzato, ho detto nel nome di Gesù cammina, perché molte volte siamo abituati al nostro bastone. In Ecuador c'era una donna col bastone che venne zoppicando. Ho detto no signore, io lo devo dire, lascia il tuo bastone, manco nel brodo, niente, lascia il tuo bastone, niente. Era presente un altro fratello, membro tuttora della nostra chiesa. Ho preso il bastone e l'ho lanciato, va via il bastone, vai. È stata guarita, può far ridere, ma è stata guarita nel nome del Signore, alleluia! Perché siamo affezionati alle nostre malattie. 10 minuti. Allora, ubriachezze. E no fratello, vabbè, cosa c'è di male? Un bicchiere di vino?
Un bicchiere, non c'è niente di male. E poi anche il vasodilatatore, mi ha detto il medico per la pressione arteriosa, ti apre il vaso e la pressione bassa, un bicchiere. 2 bicchieri, quanti vasi ti apre? 3 bicchieri. E io ho visto dei fratelli che, perdonatemi, sorelle no, perdonate, fratelli sì, scusatemi, che belle rosse in faccia. Una volta c'è uno in chiesa in una certa città a Palermo che disse: ho bevuto tanto perché il vino della parola di Dio e avevo una faccia rossa, mi sento allegro, cacetto, ed era contento, saltava, è un odore di vino, fratelli, ma vino proprio di quello tosto. Ubriachezze, Paolo Apostolo lo dice ai Corinti: siete ubriachi e fate la cena del Signore, vergognatevi. E poi parla anche di un'altra cosa, non vi scandalizzate, non andrò oltre, orge. Uno pensa al sesso anche, perché erano i baccanali latini, chi mangiava tanto, chi vomitava, chi si accoppiava, pure con gli animali, tutte oggi non si capisce più niente. È una cerimonia rituale, frequenti nella tradizione di numerose religioni, che dedicate alle divinità greche, Demetra, Dioniso, Bacco, Febo, eccetera, eccetera, dove si faceva di tutto e di più. Ma un altro tipo di forma di orgia è stare tutti assieme nella chiesa evangelica, e ultimamente, senza fare nome, cognome e cose, purtroppo devo dire a Milano, nessuno me ne voglia, io non sono d'accordo. Se voi siete d'accordo, che dici pastore, stasera ci mettiamo tutti in pigiama e facciamo un pigiama party? Vogliamo fare il pigiama party nella chiesa con la Santa Cena lì, il pigiama party? Questa è una forma di orgia, di stare assieme orgiasticamente, gridando, urlando, ballando samba e altri tipi di ballo. Tanto stiamo lodando il Signore con le cose del mondo. Entrate in chiesa. Altro che quello della che vede, come si chiama? Quello che ha messo 16 kg di cemento, chi era? Aladino, il Magnifico. Ma io lì nella porta metterei centinaia di chili di cemento per non fare passare il mondo qui dentro, ma lo portiamo con le nostre ideologie. E allora pigiama party, tutti in pigiama, divertiamoci, tanto il Signore guarda al cuore. Passiamo una notte di preghiera, ce la siamo dimenticata, in ginocchio davanti a Dio. Una notte di pianto, di preghiera. Abbiamo avuto fratelli in malattie, col Covid, o ci siamo dimenticati. Abbiamo pregato tramite internet, abbiamo visto i nostri fratelli nella nostra chiesa e sorelle morte. Ma ne pigiama party, lì c'era bisogno della preghiera. Eppure abbiamo pregato, ma Dio ha detto adesso lo devo prendere. L'ha preso in quella maniera. Ultimamente abbiamo avuto un altro fratello che è andato col Signore. Quando Dio dice stop, va avere tutte le etichette che hai, è finita. È molto importante che noi entriamo in questa, in questa mentalità di libertà. Non noi Chiesa Italia, non solo con voi. Poi se c'è qualcuno si mette in regola. E allora ci sono dei metodi, ho finito, perché poi se avrò tempo magari vi dirò le cose belle che devono esserci nella Chiesa. Quindi, prima di dirvi il metodo, vi dico quello che ha detto l'Apostolo, che lo ripeto, in modo che io ho predicato, ho detto alcune cose in modo molto veloce: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. C'è un metodo che noi però non possiamo praticare. Tu hai letto Neemia, ma se voi leggete Neemia 13, 23, 27, io lo chiamo il metodo Neemia. E allora, dobbiamo vedere se il metodo... Allora, il metodo Neemia, adesso ve lo leggo, però non è il metodo Gesù, perché il metodo Gesù lo vedremo dopo, più avanti, se diventa opportunità. Guardate cosa ha fatto Neemia. Neemia 13, 23. In quei giorni vidi pure dei giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava l'asdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Conosceva soltanto la lingua di questo o quell'altro popolo. Guardate cosa fa Neemia. 1. Li rimproverai. 2. Li maledissi. 3. Ne picchiai alcuni.
4 strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro. Quando io ho letto la prima volta questo mi sono messo a ridere. Cosa ha fatto il profeta di Dio? Ha picchiato i figli del Signore. Tu hai sposato quello, tu hai commesso peccato, vieni qua. Tu che cosa hai combinato questo? A te i capelli, ne ha tirati i capelli. E io a ridere, Signore, io posso predicare questo, lo predico, però non è l'azione tua, perché tu hai un altro tipo di azione. Forse molte volte è meglio prendere dei schiaffi dai profeti o avere i capelli tirati che avere il giudizio di Dio nella propria vita. Che quando il giudizio di Dio arriva, taglia. E non c'è preghiera che tiene. Amen? Metodo Neemia, scattiamolo. La seconda parte poi parlerà di quello che nella Chiesa di Dio veramente ci deve essere. Ed ora 2 minuti a pranzo. Così avete mangiato e mangiamo ancora ora, pastore? Ok? Dio, il pastore ha finito. Adesso ripone la bacchetta. Non ce l'ho con voi, per carità. È buono Gesù? Amen. Ma siete arrabbiati con me? No. Allora, Presidente, abituatemi. C'è un elemento che da 33 anni è nella mia e ne ha fatto delle cotte e delle crude. Buone. Amen, gloria al Signore. Bene, alleluia, gloria a Dio. Pastore, ho finito. Che Dio ti benedica, la pace del Signore. Sono contentissimo di tutto che stiamo ricevendo stamattina. Abbiamo proprio bisogno di restaurare la spiritualità, di essere Chiesa, di vivere questa completezza della Chiesa di Gesù, pura, santa, immacolata. Sono parole che a volte ci disturbano perché disturba la nostra carne. La nostra carne non desidera, non vuole. Abbiamo bisogno di fare molto sforzo per arrivare. Per questo la Bibbia dice che il cielo è preso a forza. Ci vuole molto sforzo. E quindi che possiamo sforzarci per non essere semplicemente religiosi o semplicemente, come ha detto il pastore, cristianizzati, ma di essere veramente cristiani. E purtroppo sono temi che non si parlano più. Oggi, se tu non parli queste cose, se tu non parli che Dio benedirà, che Dio farà, che Dio... la Chiesa... No, ma chi mi interessa di venire lì? Ma non mi interessa che tu venga per questo, perché non sono qui per questo. Io non ho lasciato la mia famiglia, la mia casa, il mio paese, per fare spettacolo qui. Perché se volessi fare teatro, lì ho una platea più grande. Ma noi siamo qui sul serio. Noi siamo qui a sacrificare. E vogliamo vedere la potenza di Dio. Ma non c'è la potenza di Dio se le cose sporche continuano in mezzo a noi. Se viviamo dissolutamente in una platea come questa di oggi, un messaggio come questo prima, sono rari, fratelli. Guarda che io giro, vedo un po', sono rari. Vi rendete conto che porzione stiamo ricevendo questa mattina? Alleluia.
Ma è la porzione di Elia, che non dobbiamo rimanere fermi. Alzati, mangia, bevi, perché lunga è la strada, cammina. E più avanti cosa ha trovato Elia? Una vedova ricca. È così a Sarepta? Ma che mi ha mandato a fare qua? Ma quante volte ho detto, Signore, che mi hai mandato a fare qui? Non sapete la mia storia, ma se io sarò qui a dire, non cambierà niente, perché chi non ha visto, solo di sentire, non comprenderà. Ma non importa, perché ho sempre fatto per il Signore, ovunque sia. Se sono qui, se sono in Ecuador, quando sono stato nella prima missione in Ecuador, io facevo per il Signore e continuo a fare per Lui. E voglio fare sul serio, con responsabilità. La Chiesa ha bisogno di alzarsi e combattere il peccato. Abbiamo bisogno di non accettare, ma non è di mandare via il fratello, è di curarlo. Non è di dire guarda che qui tu non puoi stare, ma è di dire tu non puoi rimanere così. Devi cambiare vita. Ma viviamo sempre una bella predica. Ma scherzate, siamo scientisti. Ma io ho fatto teologia perché volevo approfondirmi, ma questo non ha cambiato, non mi ha cambiato, non mi ha fatto un specialista. No, io continuo il servitore del Signore. Ho cercato di conoscere e continuo a cercare di conoscere il Signore. Ma non ho fatto per arrivare qua, ma perché io sono il teologo. Per esempio, quanto di più siamo visti, meno c'è il Signore. Alleluia. Quanto di più siamo visti, perché io. Alleluia, Gesù. Dobbiamo ricordarci che c'è un più capace che noi non sappiamo. Perché non ci sono solo io. No, calma Elia. Calma. Io sono entrato in questa crisi in Italia quando ti ho conosciuto. Perché dicevo, no, qui non c'è nessuno. Ho trovato. Sto trovando. Perché guardo tutte queste facce, uomini, donne di Dio, ma non sapete come il mio cuore salta, fratello. Alleluia. Perché non è perché tu non hai predicato stamattina che tu non sei uomo di Dio, che tu non sei donna di Dio. Facciamo un applauso ai fratelli che hanno faticato amando la Bibbia. Facciamo un applauso ai fratelli che hanno tenuto il cammino. Facciamo un applauso ai fratelli che stanno cucinando il cammino. Facciamo un applauso ai fratelli che hanno svegliato in pressa a andare a prendere un qua all'improvviso. Facciamo un applauso a chi ha lavorato prima, chi sta lavorando, chi lavora dopo. Fratelli, siamo il corpo di Cristo. Ci sono persone molto vanitose. Dov'è la mia squadra? Come se fossi il presidente della. Io faccio parte della squadra. Io non ho una squadra, io faccio parte della squadra. Vorrei ringraziarvi. Loro non sono qui perché non avevano niente da fare. Bua, pastore Daniele, pastore Ficare, tutti gli altri pastori, fratelli. Oggi è un giorno di festa, potevamo essere a casa da una parte e dall'altra. Abbiamo preso un capitolo, abbiamo preso questo programma come Signore, voglio servirti. Signore, voglio capire cosa tu vuoi da me. Signore, io voglio chiarezza.
più chiarezza. Ma sembra che quando ci avviciniamo di più per questa chiarezza, più sassi arrivano. Ma non importa, prendiamo i sassi e rinforziamo le mura. Amen. Prendiamo i sassi e ricostruiamo. Grazie per tutto il sforzo che avete fatto. Paranco è arrivato mezzanotte e mezza. Mamma mia, non ha dormito. Stiamo insieme in questo non dormire, che non ho dormito neanche io. Ma valerà la pena. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Valerà la pena. Perché di più che i messaggi che riceviamo, perché sai che questo è così, non serve, la certezza che abbiamo dentro è molto di più dei dubbi che ci lancia. La convinzione è salda dentro di me. E io, se oggi, dopo che ho subito tutti questi 6 anni qua, se fossi in Brasile il pastore mi dicesse tu vai in Italia sapendo già tutto questo, io direi a lui di nuovo sì. Gloria a Dio. Alleluia. Sì. Questa chiesa non è propria, è un affitto che paghiamo, è nostro perché paghiamo, ogni mese è nostro, quando rinnoviamo il pagamento. Fratelli, ma pensate che facciamo questo con molte persone? No. E siamo filenzi. Sapete che qui costano le cose? Qui si lavora per dormire e lavoriamo dormendo per vivere. Io non ho uno studio biblico con 100 persone, io non ho la domenica. Dicevamo io e Priscilla, se la domenica venissero tutti, non c'entravano. Ma perché uno, pastore, questo fine di settimana non ci sono al lavoro, ma il mio cuore è con te, noi siamo in preghiera insieme. Fratelli, ci sono persone che sono presenti e assenti. Alleluia. Ma ci sono persone che anche assenti sono presenti. Gloria a Dio. Ci sono persone che hanno lamentato, si sono lamentati perché non ci sono. Ma sono presenti. Io sento la loro preghiera qui con noi, i loro pensieri. Ma ci sono persone, ma noi guarderemo questo? Che no. Alleluia. Ha un tesoro alla Alleluia. fine Gloria. della strada di questa vita. Alleluia. Cristo è la ragione per cui io vivo. Alleluia. Lui è il mio tesoro, è la ragione di cui io vivo. E vivrò per sempre fino alla fine. Io vivo per sempre in Cristo. Paolo ha detto né spada, né fame, né pesti, niente ci allontanerà dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Niente, né faccia brutta, né parolacce, niente, né rifiuti, né freghismo, niente. Noi stiamo camminando, seguendo, guardando Lui, con gli occhi fissi su di Lui, autore, compitore della nostra fede. Alleluia. Amen. Io non so se possiamo passare ora il... Sì? Ce la facciamo per riempire il tempo? Ok. Allora, chiudiamo questa parte, ci alziamo e è tutto pronto. Loro nell'orario era tutto pronto e quindi mangiamo. Vorrei chiedervi, abbiamo fatto tutto con il cuore, se non è perfetto vi chiediamo scusa. Rosso. Se non è perfetto vi chiediamo scusa,
Vorrei ringraziare i fratelli che dal mattino non potevamo armare la tenda ieri perché c'era la scuola di musica che funzionava. Noi siamo proprio arca missionaria. Montiamo, smontiamo, montiamo, smontiamo. Tutto che facciamo funziona qui, perché sono 2.000 euro d'affitto e dobbiamo riempire questi 2.000 euro. Quindi non possiamo darci la comodità di avere un altro spazio per fare un'altra cosa, un altro progetto. No, paghiamo questo con molta fatica, ma facciamo tutto in questa stanza, mettiamo sede, togliamo. Non state spaventati, perché finché il Signore tornerà, allora avremo il nostro posto. Non avremo più bisogno di mettere. Ok? Vorrei dirvi, porta della campagna missionaria. Vorrei, perché siete arrivati alla campagna, alla conferenza missionaria, no? E noi siamo una chiesa cristiana, evangelica, ma siamo missionari. E questa chiesa, quando non ci sarò, continuerà missionaria. Giovanni, Marco, venite. Questa chiesa, se io muoio oggi, deve continuare missionario. E c'è un tema che sconvolge le persone. Quando tocca nella tasca, allora lasciamo stare, andiamo via. Ma noi facciamo missioni pregando, andando, ma pure contribuendo. Il mio portafoglio è credenti anche. Ok? Il mio conto è credente. O pensate che facciamo qua sorridendo? No, c'è fatica. Ma io non sto dietro alle persone, ma perché dovete dare? Perché dovete... No. Io prego e insegno alla Chiesa a essere fedele, a investire sul campo di Dio. Vorrei fare qua menzione della mia Chiesa che mi ha inviato, che durante questi 6 anni non hanno mai lasciato di mandare il nostro sostegno. Lo sai che ci sono chiese che abbandonano i missionari. Nel Covid tutte le chiese erano chiuse in Brasile, ma la nostra chiesa continuò mandando il nostro sostegno. Nel giorno giusto, non hanno mai fatto in ritardo, né un giorno dopo, quel giorno preciso. Ma non è soltanto i soldi che loro mi appoggiano, ma sono diversi messaggi, video, foto, preghiera. Mio pastore mi chiama ogni settimana. Come stai? Come va Priscilla? Come va la chiesa? Portami un saluto a loro. Come se conoscessi, come se sapessi che fossi bonito. Ma lui non importa se non sa chi tu sia. Chi ama missioni, ama. Alleluia. Quindi per mantenere tutta questa struttura, sono 5 strutture che abbiamo. Funzionando, che ho preso di modello lui, la chiesa là. Funziona banco alimentare. Ora la Susanna se n'è andata. Abbiamo la mensa. È un lavorone. Mamma mia. Alla fine della giornata io sto crollando. E quando penso, a volte ho un po' di tempo così, ho detto, ma sai, se io prendessi un lavoro per pulire una scala così, prendevo più soldi per la missione, potevo pagare una bolletta in più. Il Signore ti occupa in quello che ti ho messo. Allora tu hai tempo, fai di più. Perché chi deve lavorare, io ho già ordinato a chi lavorerai, chi porterai, chi donerai, chi offrirà. Io benedirò. Tu è così, con te è così, ma con gli altri io farò così. Fratelli, alleluia. Io ho preso questo incarico della messa, martedì, mercoledì, giovedì, e adesso farò a Pisa con loro, perché lui lavora, e io andrò di qua a Pisa ogni venerdì per fare la messa e distribuire pane, perché adesso stiamo ricevendo anche pane.
di sera. Eita, è agora, è adesso che dobbiamo andare a prendere il pane. Alle 2, vero? Amen, Signore, grazie. Questi 4 forni. Ma sei molto gentile. Allora io mando la foto, vedi quante persone ricevono, perché loro che offrono devono vedere. A volte noi abbiamo paura di parlare di cosa stiamo facendo con le entrate, ma perché dobbiamo avere paura? Ma ci sono persone che diranno che quello non è necessario, va bene, ma la visione ce l'hai te. Fa trasparenti, basta. E grazie al Signore stiamo qui lavorando. E dico ai fratelli, contribuite con gioia e fate quello che avete proposto nel cuore. Dio ci ha dato una missione a Pomarance, e quella è propria. Perché faccio così? Perché noi non abbiamo niente. È della missione, è del Signore. E quest'anno siamo lì in quella città. Nessuno ci ha dato un posto per fare qui. Il sindaco ci ha detto, ma non abbiamo bisogno di voi qua. Qui ci sono persone che già distribuiscono alimenti. C'è la misericordia. Noi abbiamo pure un emporio. Ma qui c'è questo, c'è quella. E noi, la Chiesa, ha creduto nella visione che mi ha dato il Signore. Nella preghiera, ero in preghiera, nella preghiera del mattino il Signore ha detto, Pomarance, apri la base là. E io ho dato ascolto contro tutti, tutto. Ma pastore, ci sono persone che allora si sono anche andati dicendo, ma invece di comprare là, perché non compra un posto qua a Firenze? Perché a volte noi pensiamo, no, perché se io devo vestire, sai, a quello devo dare quello che non mi sta più. Perché non diamo quello meglio a un altro? Io ho ricevuto questa settimana una giacca nuova, ma da tanto tempo che non avevo ricevuto una cosa nuova comprata. Ma non è che mi importa questo, capito pastore? Non è che sto dicendo qua, perché quella giacca usata, no, mi serve pure, non è che devi darmi una cosa nuova. No, ma io mi sono impresso perché 6 anni, poche volte ho ricevuto una cosa nuova che nessuno ha mai usato. E nella mia chiesa, che è povera, è nel nord-est di Brasile, c'è un culto di missione mensile che loro portano un barattolo di questo, che i bambini risparmiano le monete, che le donne risparmiano i soldi, fanno una pulizia e dicono questo è il giorno del Signore, quel soldi della pulizia va al barattolo missionario. Ma non sto dicendo che loro prendono la decima e mettono, no, oltre la decima che fanno per mantenere la missione locale, loro portano un barattolino. Se io sono qui, se questa chiesa esiste, è perché i barattolini ci hanno dato da mangiare tutti questi anni. Sacrifici. Pensate che sono persone povere, persone ricche, dottori, medici che fanno. C'è una testimonianza di un bambino che quando è andato a un culto di missione come questo ha detto io voglio contribuire con quella missionaria, però aveva 10 centesimi per comprarsi un uovo per mangiare e durante quella settimana non ha mangiato uovo, ha mangiato solo la farina secca con acqua, perché chiamiamo la mistura che è la carne, che era quell'uovo, lui ha sacrificato per il barattolino e ha portato il suo barattolino con i suoi centesimi per quella missione. Dio provvede. Questi missionari, lui è di Firenze e è a Verona, lui è di Firenze e è a Pisa. Fratelli, Dio ha fatto, se loro ora nel pranzo
cercateli per domandare come Dio ha provveduto per loro essere lì. Perché questa missione, tutto che vedete qua, non è perché abbiamo un conto pieno, no, è sempre vuoto. E tutti i mesi è un miracolo. Io volevo offrire ai miei fratelli domani la carne e Dio ha mandato la carne. Ma non sto facendo un discorso di miserabili, perché non siamo benedetti. E non offrite per pena, perché non voglio la tua offerta di pena, non ho bisogno. E questo non è orgoglio. Io sono il guardiano di questa missione, come noi siamo guardiani di ogni missione che Dio ci ha affidato. Ma se fate, se prendete, fate con gioia. Anna Maria, vieni qua, ha lavorato tanti anni per Mato Grosso e oggi è un brasiliano. Dio sa ricompensare, fratello. Lei ha raccolto i tappi delle bottiglie di vino, la carta per Mato Grosso, e io vieni qua. Questa è una cara amica e io, ma mi bastona. Allora io ho detto, per me tu sei una grande missione per me, perché io sono la risposta del tuo servizio e voglio asciugare i tuoi piedi. Lei è un po' così, no, tira i piedi, è un Pietro, ma io ho detto lascia che faccia così, ho bisogno di fare così, è necessario che si faccia così. Ma lei ha lavorato tanti anni per Mato Grosso in Brasile, mandando soldi a fare i pozzi, perché nella nostra città noi non abbiamo acqua. Ci sono pozzi, non sorella Elisa, che è un deserto, ma anche nel deserto i barattolini arrivano in chiesa piena, perché loro vendono i cactus, loro vendono il feno, loro vendono quella capra. Un ragazzo ha venduto la capra per offrire alla missione, la capra, quella che dava latte alla sua famiglia. La mamma del pastore lì in Brasile aveva le galline e diceva: guarda che queste galline, questo è del Signore, questa è mia. E le uova portava al missionario che era nella sua città, portava il suo barattolino di uova, era la sua offerta delle galline, queste uova di questa gallina. E molte volte la sua gallina non faceva uova, ma del pastore faceva. Grazie della tua fatica e vorrei che tu faccia questa preghiera. Fare questa preghiera per... Allora, sì, è il mio TDAH. Allora, questo barattolino, ogni anno noi facciamo una campagna missionaria per un passo in più nella missione, ma non la mia missione, per l'Italia. Questo è per l'Italia, ok? Abbiamo un posto a Pomaranci che abbiamo comprato, dobbiamo pagare, abbiamo dato un'entrata e ora ci sono le rate. Non vi preoccupate, provvede il Signore ogni cosa. Però quella struttura ha bisogno di funzionare, ok? Quella struttura per funzionare abbiamo bisogno di adattarla, perché le regole voi siete troppo burocratici. In Brasile noi facciamo una tenda e basta. Qui per mettere una tenda 5.000 euro non ci hanno chiesto là, per mettere questa tenda che mangiamo oggi 5.000 euro. Vedete quanto vale questa tenda? Non è i soldi che sono pagati, ma 5.000 euro. Allora dobbiamo fare questa ristrutturazione e sapete solo di tasse quanto dobbiamo pagare. Allora la Chiesa in Brasile manderà i lavoratori qua in missione a tempo integrale, ok? Muratori, elettricista, idraulico. Noi daremo un aiuto. Vogliamo che quella casa ospiti tutte le persone, ma il nostro proposito
è che quella casa ospita i religiosi che vogliono uscire e non hanno dove andare. Perché ecco qui una ex suora, Elisabetta, che ora è Anna Maria, è sempre stata Anna Maria, che il Signore ha provveduto, ma ci sono altre che sono lì, che vogliono dare un passo, ma non hanno il coraggio che lei ha. E noi come Chiesa abbiamo bisogno di accogliere queste persone. Quindi oltre ai ragazzi che studieranno, impareranno la missione, questa sera abbiamo la conclusione del corso di missione, noi avremo lì la possibilità di ospitare queste suore, questi frati, queste persone che vogliono uscire di questa gabbia e servire il Signore. Continuare servendo il Signore, però senza l'oppressione, con libertà e sulla parola. Alleluia. Questo barattolo ha una scadenza, è come un barattolo di cibo. Questo salvadenaro c'è una scadenza. La prossima conferenza, se Dio, noi aspettiamo il Signore oggi, ma 1 novembre 2025 è un sabato, non faremo venerdì, faremo solo il sabato, perché sarà anche il decennio di questa missione. Se vuole il Signore ci sarà anche il pastore che verrà di Brasile, il primo missionario, ma anche voi per favore non mancate. Allora, questo salvadenaro c'è una scadenza fino a quel giorno. Se volete, è già pieno, ho già concluso il mio proposito, allora io posso riportare nel culto missionario, perché nelle nostre basi abbiamo un culto missionario ogni mese, che facciamo menzione alla missione. Allora nel culto missionario riportate il vostro barattolo e questi soldi saranno contabilizzati da parte per questa ristrutturazione, perché dobbiamo fare tutti gli infissi, il tetto e la facciata. Dentro dobbiamo ristrutturare, ma è già bella pronta, diciamo, è già bella abitabile, perché non vogliamo lusso. Perché lusso? Pulita e basta. Abbiamo lì 8 camere grandi, che in ogni camera possiamo avere 4 letti. Pensate, moltiplicate 8 per 4, 32 persone ospitate. Sotto abbiamo uno bello spazio per fare la cucina, per fare il cibo insieme, per mangiare insieme, quelle persone, avere quella vita comunitaria. Abbiamo 4-5 bagni, 2 abbiamo già ristrutturato nella semplicità, ecco, non è un bagno di lusso, ma funziona, è tutto a posto. E c'è un altro da sistemare, c'è una terrazza da fare, abbiamo diverse cose. E questi salvadenari saranno per questo proposito, ok? Se tu vuoi volontariamente, volentieri, ci sono 2, uno ha un proposito e un altro proposito, ok? Grazie. No, io dico, non prendete il posto dei poveri, perché se non prendete la loro prova e la loro difficoltà, ma tu vedrai lì fuori con le missionarie che sono là e dirai qual è il proposito di questo grande, qual è il proposito di questo piccolo. Loro ti diranno e tu prenderai quello che entra dentro la tua realtà, ok? Non vi preoccupate se non volete prendere, io sarò allegro e vi amo uguale. Amen? Amen. Quindi abbiamo questo proposito quest'anno, perché durante l'anno non sarò qui a dire guarda che abbiamo questo da fare, da pagare, da ristrutturare. No, il proposito è unico tutto l'anno, in tutte le basi, e basta, ok? E nei culti noi faremo le nostre offerte, le nostre decime normalmente, però qui è un proposito missionario. Amen? Amen. D'accordo? Nessuno rimarrà arrabbiato con me? Non vi sto chiedendo niente, vi sto proponendo un semi, perché seminare su questo campo. Amen?
vorrei chiedere a lei di pregare per questo proposito missionario di quest'anno. Alleluia. Se permettete, prima di pregare, vorrei dirvi un piccolo particolare. Quando io ho lasciato la comunità, dopo diversi anni, che l'ho lasciata nel 2004, che avevo 70 anni, ora ne ho un pochino di più, io ero andata dai pastori che si riunivano a Firenze per chiedere qualche cosa per ospitare specialmente i preti, perché io so che ci sono dei preti in crisi ma non sanno come fare, perdono lo stipendio, perdono la casa e quindi non escono, ma non ottenni niente. Poi un anno andai in Puglia insieme alla mia compagna che è uscita con me ora in paradiso e seppi di questo Baldari, Mosè Baldari, che si interessava delle chiese, le riuniva, seppi che era a Firenze. Allora chiesi, quando tornai chiesi a un fratello, portami da Baldari per favore. Lo incontrai, siamo andati in un bar, abbiamo preso un caffè insieme e gli dissi, senta, lei che riunisce tante chiese, veda se si può fare una struttura oppure qualche chiesa che ospiti qualche prete. E lui mi disse, ci penso, perché ci sono delle disposizioni, ma questo qualche anno fa. Io credo che oggi questa casa di Pomaracci sia la risposta che il Signore ha dato proprio a Baldari. Che sia la risposta che questa casa può ospitare delle persone di questa categoria così in difficoltà. E quindi oggi mi sento di ringraziare il Signore che ha dato questa possibilità a un missionario che fa proprio parte del gruppo che ha riunito Baldari. E quindi sento il bisogno di ringraziare il Signore che siamo arrivati finalmente a qualche cosa di positivo per chi ha bisogno di una struttura per poi magari trovarsi il suo lavoro, poter lavorare nel mondo cristiano, diciamo, non voglio neanche chiamarlo evangelico, nel mondo cristiano, perché siamo tutti seguaci di Cristo. E quindi ecco, voglio ringraziare il Signore e il Signore benedici Baldari, benedici questa struttura che ha operato e benedici tutti coloro che ti obbediscono seguendo la strada di voler essere missionari per te, Signore, perché c'è bisogno di missione, ma ciascuno di noi può essere un missionario, Signore, se lo vuole. Dai a noi il coraggio di dire la verità sempre, anche quando questa verità va contro i politici, va contro tutti i nostri governanti, va contro i capi che vogliono portare un messaggio che non viene da te. Dacci questa forza perché vogliamo essere interiormente missionari. Benedici quest'opera, benedici questi fratelli, Signore, che oggi si sono riuniti nel tuo nome perché sentano lo zelo. Lo zelo mi consuma, diceva qualcuno, e questo zelo ci deve consumare per la sua gloria. E benedici tutti quelli che operano per il Mato Grosso, perché là ci saranno tante persone che possono servirti, possono essere benedette nel tuo nome. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Fratelli, noi contribuiamo stamattina, chiudiamo questo momento e andiamo a mangiare, va bene? Facciamo con gioia come abbiamo detto e vorrei sentire un cantico veloce perché così andiamo a mangiare con molta fame, va bene? Sì, vieni Daniele. Con noi è già arrivato il pastore Adrian di Arezzo. Possiamo Poligno anche dal mattino che è con noi qui, possiamo applaudire Gesù. Vogliamo mentre contribuiamo, vorrei chiedere ai fratelli che hanno la responsabilità di fare la raccolta se qualcuno
C'è qualche modo? Come si fa per contribuire? L'unico che è degno di ricevere l'amore, la gloria, la forza di il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile, marea, a noi ministriamo la lode. Incoroniamo a te, o Re Gesù, incoroniamo a te, o Re Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza ed il potere. Al Re eterno, immortale, invisibile, marea, a noi ministriamo la lode. Te, o Re Gesù, incoroniamo te, o Re Gesù. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. Vorrei chiedere alla sorella Maria per fare questa preghiera per il pranzo, ringraziare il Signore. È giusto, no? Tem que fazer muito, tá? La tua presenza, usiamo anche dei cibi da mangiare, noi benediciamo che c'è opere, Signore, che tu ne rendo, Signore, e ti ringraziamo, Signore, perché siamo in un momento in cui tu ci dai più di quello che abbiamo bisogno. Grazie, per questo ti diciamo, facci strumenti per aiutare chi ne ha bisogno, Signore. Noi ti ringraziamo ancora perché è bello stare insieme con i fratelli, Signore, perché qui tu hai ordinato la benedizione. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo con Buon appetito, ci vediamo alle 2:30 qua di nuovo, va bene? Alle 14:30.